Buongiorno e benvenuti. Cominciamo con un'inversione dell'ordine, perché il caro collega professor Mazzanti ha ben pensato di portare un saluto, come dire, corposo, ok? Quindi mi preme ringraziare intanto la collega Teresa Pertos che ha accettato la mia proposta e abbiamo, devo dire, ha lavorato molto più lei di me nell'organizzare questa cosa, quindi io propongo e poi faccio fare agli altri. E quindi grazie Teresa, ed è un piacere averla come insomma, tra nuovi colleghi. E poi ringrazio naturalmente tutti i relatori che interverranno, che sono venuti qui, quelli vicini e quelli meno vicini, che si sono spostati per venire fino a Udine, che sappiamo non essere proprio la sede più centrale d'Italia, diciamo così. Sono contenta di imparare qualcosa di nuovo in un settore, quello del diritto di famiglia, che è anche un pochino, come dire, poco considerato dai comparatisti, perché probabilmente è un tema un po' difficile nel mondo della comparazione, perché naturalmente è un tema che è molto legato anche, chiamiamolo, alla società, e quindi forse questo crea delle difficoltà a noi che appunto facciamo comparazione, perciò sono assolutamente contenta di imparare cose nuove. Non dirò null'altro e lascio la parola al professor Mazzanti. Bene, buongiorno a tutti, a chi è in aula e chi ci segue da casa. Io porto i saluti in quanto coordinatore del corso di studio di diritto per le imprese e le istituzioni. Sono stato invitato in questa veste appunto a dire due parole introduttive dalle colleghe Teresa Pertotte e Federica Giovanella. Ringrazio le colleghe per aver organizzato questo seminario di studi, ringrazio i colleghi del Dipartimento che interverranno e ringrazio anche i colleghi che venendo da altre università e nonostante il viaggio periglioso che sempre bisogna fare per arrivare a Udine, sono qui con noi e appunto parleranno nel corso di questo pomeriggio. Dico due parole perché tutto sommato è un tema che conosco abbastanza, visto che mi sono occupato della storia del matrimonio e anche nei miei corsi universitari, insomma, sono temi che un po' affronto. Allora, direi così, in Occidente la tradizione della famiglia per moltissimi secoli è stata una tradizione che aveva un solo modello unico. Questo modello possiamo rappresentarlo in questo modo: l'unione di un uomo e di una donna a partire dal matrimonio. La famiglia in Occidente nasce così. Un altro elemento legato a questo è che nel corso dei secoli la famiglia è solidamente esogamica, cioè i matrimoni endogamici sono tendenzialmente assai infrequenti e hanno luogo solamente quando la Chiesa Cattolica accorda dispense matrimoniali. La Chiesa Cattolica nel corso del Medioevo costruisce un sistema di impedimenti per parentela e affinità assai esteso, con una latitudine amplissima. Poi questa latitudine viene ristretta, ma insomma resta comunque una latitudine molto più ampia di quella che conosciamo noi oggi nei nostri paesi occidentali. Quindi nei paesi cattolici va così, nei paesi protestanti in ogni caso il matrimonio è matrimonio esogamico. Questo significa, per capirci, che sono talvolta possibili matrimoni tra cugini di secondo grado, talvolta anche tra cugini figli di fratelli. In rarissimi casi si contraggono matrimoni tra zii e nipoti, ma questo accade quasi esclusivamente nelle case regnanti. Per la ragione di Stato, la Chiesa accorda dispensa affinché possano sposarsi lo zio e la nipote, la zia e il nipote. Però, lo ripeto, sono casi rarissimi. Non conosciamo casi di matrimoni tra fratelli, se non risalendo all'Egitto dei faraoni, dove i faraoni stessi si sposavano tra fratello e sorella, o matrimoni tra fratellastri risalendo per esempio all'antica Grecia.
nell'Europa medievale, moderna e contemporanea, i matrimoni tra fratelli, fino ad anni recenti, non sono conosciuti. Ecco dunque che a partire dalla definizione che vi ho dato possiamo dire che gli elementi che caratterizzano la famiglia nella storia occidentale sono 4. La monogamia, l'eterosessualità, l'essere fondata sul matrimonio e l'esogamia. Vi sono eccezioni molto rare in quanto eccezioni, per esempio a Münster nel 1534-1535 gli anabattisti impongono la poligamia, ma è l'unico caso che conosciamo in Europa da millenni sostanzialmente. Vi sono richieste in questo senso dei mormoni, matrimoni poligamici sappiamo che esistevano tra gli ebrei, che questo sappiamo dall'Antico Testamento, ma insomma, in secoli recenti l'unico caso è quello che vi ho richiamato. I matrimoni sono sempre eterosessuali e addirittura la sodomia è un crimine e non è raro che il sodomita vada a morte, quindi non è assolutamente concepibile la famiglia omoaffettiva, chiedo scusa. Il concubinato esiste già nell'antichità, nel Medioevo, nell'età moderna. Spesso i preti hanno delle concubine, tant'è vero che abbiamo diversi concili nei quali i canoni come dire, stigmatizzano la cosa. E i preti non devono avere concubine. Ecco. Il concubinato è piuttosto diffuso, ma mai il concubinato viene considerato una famiglia. La società cambia radicalmente negli ultimi decenni. Sappiamo che ancora negli anni '80 i conviventi erano molto rari. Quando io ero adolescente ricordo che tendenzialmente le coppie erano sposate o fidanzate, i conviventi erano molto rari. È chiaro che i conviventi diventano molti e questo cambia la società e quindi a un certo punto non si può non tenere conto del fatto che vi sono milioni di coppie conviventi. L'altro elemento che cambia molto le cose è che gli omosessuali chiedono la possibilità di sposarsi, molti appoggiano le loro istanze e così vi sono interventi normativi che in alcuni paesi divengono il matrimonio anche appunto per gli omosessuali, in altri paesi come in Italia le unioni civili. L'esito di questo cambiamento è che nel giro di pochi lustri si ha appunto il passaggio dal singolare famiglia al plurale famiglie. E si ha il passaggio perciò dal modello tradizionale unico di famiglia al quale mi sono riferito a una pluralità di modelli familiari. Alcuni fondati sul matrimonio, altri sulle unioni civili, altri ancora sulla mera convivenza di fatto. L'esito di questo rapido percorso di cambiamento è che dei 4 elementi che vi ho richiamato in precedenza in riferimento alla famiglia tradizionale, lo ripeto, la monogamia, l'eterosessualità, l'esogamia e l'essere fondata la famiglia sul matrimonio, ne restano 2. Uno è l'esogamia, ma questo è un argine che oggi è fortemente minacciato, se vogliamo dire così, perché vi sono paesi come per esempio la Svezia dove possono contrarre matrimonio i fratellastri, i fratelli che hanno solo genitori in comune. E d'altra parte si sono già fatte battaglie in Germania, in Francia e anche in Spagna da parte di fratelli separati alla nascita, ma si sono incontrati per caso al bar da adulti, si sono innamorati senza sapere di essere fratello e sorella, probabilmente erano abbastanza narcisisti, perché insomma, il fratello dovrebbe essere l'essere umano più simile a noi che abbiamo, la sorella uguale, quindi se uno si innamora del fratello e della sorella, forse c'è anche questa componente, ma insomma, dopo mesi hanno scoperto di essere fratello e sorella e hanno chiesto di potersi sposare. Si è sempre risposto con un diniego a queste coppie, però è un elemento che è stato appunto portato già più volte all'attenzione. E se ci chiediamo qual è la ragione per la quale non è stato concesso loro il matrimonio,
io credo che non si possa che fare riferimento a una repulsione nei confronti dei matrimoni endogamici che è ancora dei più, che è ancora prevalente nella società. Perché fare riferimento ad altre ragioni, per esempio all'eugenetica, oltre a, come dire, a porci all'interno di una questione delicatissima, l'eugenetica è una questione delicatissima evidentemente, in realtà non ci permetterebbe di spiegare il divieto, in quanto la sessualità tra i consanguinei, che hanno raggiunto l'età del consenso e che sono consenzienti, non è vietata. E quindi costoro possono procreare lo stesso. E quindi la linea eugenetica non spiega l'impedimento matrimoniale. Ecco, dicevo che dei 4 elementi, e sto per concludere, non voglio rubare altro tempo, dei 4 elementi che vi ho indicato, l'altro elemento che resta, il vero tabù che resta, è quello della poligamia. Si parla sempre di coppie, che si tratti di matrimoni, di unioni civili o di convivenze di fatto, si parte sempre da 2 persone. Anche sotto questo punto di vista si sono avanzate delle proposte alternative. Per esempio ci sono dei mormoni fondamentalisti negli Stati Uniti, dico fondamentalisti perché la Chiesa ufficiale dei mormoni già alla fine dell'Ottocento ha abbandonato la poligamia, ma alcuni fondamentalisti sono ancora su questa linea e vorrebbero poter sposare 2 o 3 donne. Posso dire anche che c'è un dibattito a livello proprio di intellettuali. Per esempio in Italia, qualche anno fa Enrico Berti, un filosofo, in un'intervista disse: se il sesso non è più un criterio per sposarsi, perché dovrebbe esserlo un numero? Cioè, se abbiamo abbattuto il tabù del matrimonio tra i soggetti dello stesso sesso, perché non dovremmo abbattere anche il tabù del numero 2, quale numero dei soggetti a partire dai quali si può fondare una famiglia, avere una famiglia? E Berti diceva, il numero 2 aveva senso quando la famiglia era necessariamente eterosessuale, perché i sessi sono 2, maschio e femmina. Ma a questo punto, visto che si possono sposare anche gli omosessuali, non si comprende più perché il numero debba essere 2 e non 3, 5 o 7. Anche perché sembra questa, continuava, una discriminazione in riferimento ai bisessuali, che devono fare una scelta, mentre se si concedesse il matrimonio a 3 invece che a 2, potrebbero come dire, coronare il loro sogno d'amore in modo completo. Ovviamente si tratta anche di provocazioni, però diciamo che l'argomento che principalmente viene posto all'attenzione quando vi sono proposte in riferimento alla poligamia è che la poligamia rimanda a un pensiero patriarcale della società. Ma questo è vero o non è vero? Perché poligamia in realtà noi di solito lo intendiamo come poliginia, ma poligamia tiene assieme poliginia e poliandria. Quindi, se si aprisse la possibilità del matrimonio poligamico sia agli uomini che alle donne, allora non si vede perché questa apertura dovrebbe essere un'apertura che rimanda a una società appunto patriarcale. Ecco, tutto questo per dire, e davvero concludo, che la famiglia tradizionale aveva quali riferimenti? Il diritto naturale, una certa interpretazione della scrittura, della Bibbia, e la tradizione. Noi tutto questo l'abbiamo abbandonato e giunti a questo punto possiamo dire che chi è favorevole ai matrimoni endogamici e chi è favorevole ai matrimoni poligamici ha delle buone carte da giocare, perché non è facile trovare, a mio parere, delle argomentazioni per opporsi a queste richieste. Bene, concludo.
Ringrazio nuovamente le colleghe Teresa Pertot e Federica Giovanella di aver organizzato questo seminario di studi e appunto lascio la parola a chi dovrà intervenire dopo di me. Grazie mille davvero Giuseppe, un sacco di stimoli interessanti, mi sembra che sia perfetto, insomma, un'apertura perfetta per questo nostro seminario. Anch'io volevo dire semplicemente due parole introduttive. Io ringrazio anzitutto tutti i relatori per aver accettato il nostro invito e ringrazio anche Federica Giovanella per l'iniziativa, per avermi quindi voluta coinvolgere in questo evento. Grazie anche al professor Mazzanti per le sue parole introduttive. Dirò anch'io qualcosina, ma in realtà lui ha già detto molto su come la famiglia si è evoluta nel tempo, su quelli che sono stati appunto i cambiamenti che ha subito. Ecco, io avevo pensato un po' a quelle che secondo me sono le principali linee evolutive. Sicuramente va sottolineato come nel tempo sia cambiata sicuramente la funzione della famiglia e di conseguenza è cambiata poi anche la struttura della famiglia, perché inizialmente, questo l'abbiamo visto anche a lezione, quindi è cambiata la funzione, è cambiata anche la struttura, perché abbiamo visto anche a lezione come inizialmente la famiglia fosse strutturata in maniera gerarchica, no? C'era il marito, l'uomo, il pater familias, qui erano poi alla cui potestà erano soggetti la moglie e i figli. Ecco, questa struttura della famiglia è mutata. Oggi i rapporti di famiglia sono improntati al principio di uguaglianza e non si parla neanche più di potestà né di patria potestà né di potestà genitoriale, si discorre appunto di responsabilità genitoriale. Poi si è già detto, la famiglia non è più solo quella tradizionale fondata sul matrimonio, ci sono oggi nuovi modelli familiari, ci sono diverse famiglie, quindi si è assistito da un lato alla perdita della centralità del legame matrimoniale, come è stato detto, con una progressiva valorizzazione del legame genitoriale, quello cioè che lega i genitori, chiunque essi siano, e i loro figli, comunque nati o concepiti. Più in generale si è assistito ad una frantumazione del diritto di famiglia che, secondo una formula molto in uso, da isola è diventata arcipelago. E questa formula in realtà ha vari significati, perché da isola, che il mare del diritto poteva soltanto lambire, e quindi impenetrabile, sì, interventi esterni, ma anche in realtà qui era estraneo il rimedio risarcitorio, è diventata appunto un arcipelago invaso dal mare del diritto e quindi anche dalla responsabilità civile, come vedremo nella prima relazione. Diverse sono le riforme che hanno accompagnato tutti questi cambiamenti, sia in Italia che all'estero. Sicuramente nell'evoluzione del diritto di famiglia un ruolo fondamentale ha svolto la giurisprudenza, sicuramente la giurisprudenza nazionale, che ha avuto un ruolo fondamentale nella valorizzazione anche dei principi costituzionali, ma un ruolo importante ha avuto e continua ad avere anche la giurisprudenza europea. E al riguardo vorrei segnalare proprio il fenomeno della cosiddetta europeizzazione del diritto di famiglia, un'espressione che indica proprio questo progressivo penetrare della prospettiva europea nel sistema nazionale. Ecco, su questi e su altri profili si concentreranno le relazioni che seguiranno e in particolare le prime due relazioni saranno dedicate al tema della solidarietà familiare, variamente declinato. Quindi si cercherà di comprendere il significato di questa locuzione nelle sue diverse declinazioni, ovvero nei vari contesti in cui si può esplicare. La prima relatrice è la professoressa Pasquili, Raffaella Pasquili, che è professoressa associata di diritto privato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine, che è esperta di diritto di famiglia, a cui ha dedicato anche diverse pubblicazioni scientifiche, e materia che ha anche insegnato e che continua in realtà ad insegnare nell'ambito di una clinica interdisciplinare presso questa università.
Il suo intervento si intitola La solidarietà nell'illecito endofamiliare, l'esperienza italiana, e muove dall'analisi del rapporto tra rimedi giusfamiliari e strumenti di diritto comune. In particolare nella sua relazione la professoressa Pasquili indagherà gli ambiti di espansione della responsabilità cosiddetta endofamiliare, dimostrando lo stretto legame che esiste tra il principio di solidarietà familiare e la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti. E quindi le lascio subito la parola. Allora, innanzitutto volevo ringraziare le colleghe Giovanella e Pertot per l'invito, mi hanno coinvolto in questa iniziativa, sono grata perché è un momento di occasione per dialogare su alcuni temi del diritto di famiglia anche in una prospettiva trasversale, multidisciplinare, quindi vi ringrazio. Prima di iniziare ad analizzare il mio tema, in parte introdotto dalla collega, vorrei fare una premessa. Visti i tempi molto ristretti che abbiamo, io cercherò solo di darvi una panoramica di quello che è il profilo della responsabilità endofamiliare nell'ottica e nella lettura del principio di solidarietà. Quindi mi scuso sin d'ora se non approfondirò alcuni aspetti e se darò per scontate alcune nozioni. Tra l'altro le introduzioni fatte dal collega Mazzanti e dalla collega Pertot mi agevolano perché sono strettamente profili che io richiamerò nella mia analisi, ma che sono stati da loro in parte già puntualizzati. Passando a trattare del tema, inizierei dall'analisi del titolo, La solidarietà nell'illecito endofamiliare, l'esperienza italiana. Il titolo stesso evidenzia che mi occuperò solo ed esclusivamente dell'esperienza italiana, lasciando ad altri un'eventuale analisi di carattere anche comparatistico, e esperienza italiana con particolare riferimento alla declinazione del principio di solidarietà familiare nel contesto della responsabilità. Volendo individuare quelli che saranno i punti che andrò più nel dettaglio ad analizzare, premetto che inizialmente qualche cenno verrà fatto con riferimento al principio della solidarietà nel diritto di famiglia complessivamente inteso. Passerò poi ad analizzare sempre brevemente il concetto di illecito endofamiliare, dove peraltro però cercherò di far emergere lo stretto connubio che c'è tra responsabilità e solidarietà, una solidarietà che si rinviene in tutte quelle formazioni sociali, in tutte quelle famiglie al plurale, cui ha fatto cenno anche il professor Mazzanti. Poi cercherò di calare però queste linee interpretative andando ad analizzare alcuni rapporti di natura orizzontale, dal rapporto di coniugio all'unione civile, alle convivenze di fatto, e nei rapporti di carattere verticale, quindi rapporto di filiazione, ma in una duplice prospettiva, perché oggi si deve un po' analizzare sia il profilo dell'interesse, del diritto del figlio ad essere riconosciuto come tale, ma dall'altro capo dobbiamo anche prendere in considerazione il diritto e l'interesse del genitore di essere riconosciuto in questo suo ruolo, e ciò anche in ragione di una situazione concreta che si è venuta nel tempo a creare. Con l'allungamento della vita si sono prospettate nuove esigenze anche giuridiche e oggi il vero soggetto più vulnerabile, più debole nel contesto familiare è proprio l'anziano, spesso il genitore anziano. Quindi sono temi che sono strettamente collegati ad aspetti anche diversi. Partiamo dal principio di solidarietà. Nell'ambito del diritto di famiglia si sente molto parlare di solidarietà. Alla solidarietà ci si richiama sia nell'analisi di alcuni profili riguardanti l'aspetto fisiologico della famiglia, prendiamo in considerazione in ambito successorio la lettura della quota di riserva, ma anche la lettura che viene data del dovere del genitore di mantenere il figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente. Al principio di solidarietà familiare ci si richiama però anche nell'analisi dei profili patologici della relazione familiare. Pensiamo solo alla solidarietà post-coniugale, così come declinata nell'ambito dell'assegno divorzile.
In realtà però il concetto di solidarietà è un concetto che è mutato nel tempo ed è strettamente legato a quell'evoluzione sociale e giuridica a cui si è in parte già fatto cenno, che ha coinvolto nel tempo la famiglia e che ha portato a far emergere anche nell'ambito di queste diverse formazioni sociali l'interesse dell'individuo, ovvero l'affermazione che anche all'interno della famiglia il soggetto, il singolo, deve essere tutelato. I diritti del singolo devono trovare tutela anche nell'ambito familiare. Il principio di uguaglianza, il principio di libero sviluppo della personalità convivono con il principio di solidarietà. Non voglio ripercorrere assolutamente tutte le tappe che hanno portato all'abbandono della famiglia intesa con una struttura piramidale. Ormai si è superata l'idea che l'interesse della famiglia sia un interesse prevalente. Oggi ormai e da tempo si ritiene che la famiglia o famiglie al plurale siano delle comunità nelle quali ciascuno debba realizzare se stesso, sperimentando però anche la convivenza e la solidarietà umana. È in ragione di tale cambiamento che nel contesto familiare si sviluppa anche la responsabilità endofamiliare. Nell'ambito di questa nuova concezione della solidarietà emerge la responsabilità. Se ad emergere nella loro individualità sono i singoli, è però per il tramite della solidarietà che l'individuo si relaziona con l'altro, nell'ambito di quella particolare formazione sociale che è la famiglia, e nel contempo, come cercherò di far emergere, è la stessa solidarietà familiare che diventa strumento per affermare e tutelare i diritti del singolo. E come vedremo, adesso entro più nel merito della discussione, quello che connota la responsabilità endofamiliare non è solo la relazione sussistente tra i soggetti coinvolti, il legame familiare, ma è una nuova declinazione del principio di solidarietà. Procediamo però con ordine. Premesso dunque che il principio di solidarietà investe tout court le regole familiari, vediamo cosa accade nell'ambito specifico della responsabilità endofamiliare. Questa espressione responsabilità endofamiliare o illecito endofamiliare è apparsa inizialmente negli anni '80 del secolo scorso. È stato il professor Salvatore Patti ad introdurre questa espressione, un'espressione che ormai viene utilizzata moltissimo non solo in dottrina ma anche dalla giurisprudenza. Si tratta di una figura ormai ben radicata, anche se ci sono degli aspetti che continuano a sollevare delle problematiche. Come accennato, di illecito endofamiliare si parla da una quarantina d'anni, quindi si comprende come c'è stata al riguardo una certa evoluzione. Ma ad oggi possiamo cercare di dare una definizione di questo ambito, specificando che con questa espressione si suole far riferimento a tutte quelle situazioni che comportano il sorgere di un danno non patrimoniale, per lesione di un diritto della persona in ragione di un comportamento posto in essere da altro familiare. È una definizione molto generica, ma che ci permette di individuare due elementi essenziali per cercare di definire il contorno della responsabilità endofamiliare. Da un lato dobbiamo pertanto indagare quali siano i comportamenti che possono far emergere questa responsabilità e vedremo infine che l'occasione per il sorgere di detta responsabilità non è strettamente ed esclusivamente ricollegabile alla violazione di un dovere. Dall'altro lato, la valutazione di quella che è la relazione tra i soggetti coinvolti. Qui è semplice intuire che il minimo comune denominatore è dato dall'esistenza di una relazione familiare o comunque parafamiliare. Faccio una breve parentesi. C'è una parte della dottrina che non riconosce valenza a questa categoria, critica l'idea di una responsabilità endofamiliare e questa impostazione, che risulta peraltro minoritaria, si basa fondamentalmente su due elementi. Da un lato si ritiene che
tutte le dinamiche anche patologiche che riguardano la famiglia debbano trovare soluzione nell'ambito degli strumenti specifici del diritto di famiglia. Quindi si va a concepire il diritto di famiglia come un sistema chiuso, impermeabile, l'impossibilità di un dialogo tra quegli strumenti che vedremo sono finalizzati a contemperare esigenze diverse e strumenti diversi propri del diritto comune, quale potrebbe essere la responsabilità per fatto illecito. Ma ancora viene messo in evidenza come lo stesso principio di solidarietà porterebbe ad escludere la possibilità di un risarcimento del danno. Perché? Perché viene letto questo principio di solidarietà come un criterio di immunità. All'interno della famiglia tutto deve essere risolto con strumenti o predisposti dal legislatore o derivanti da una solidarietà che va a far scemare l'illecito. Vedremo che questa prospettiva, almeno nella mia ottica, non può più essere accolta. Volendo sintetizzare, quindi, autosufficienza ed esclusività delle regole di diritto di famiglia da un lato e dall'altro solidarietà e relazione familiare quale criterio di immunità. Questa posizione non viene da me accolta, ritengo preferibile seguire quello che è l'orientamento prevalente e ribadire che cosa? Che gli strumenti propri del diritto di famiglia possono coesistere con gli strumenti del diritto cosiddetto comune. Non c'è alcuna incompatibilità. Anzi, bisogna riconoscere l'ammissibilità anche dell'utilizzo degli strumenti di diritto comune perché il familiare è un individuo che comunque deve essere tutelato tout court anche nel caso di lesioni all'interno della famiglia. E dall'altro lato bisogna anche valorizzare il principio di solidarietà che non crea un limite alla tutela del singolo, anzi è strumento proprio per tutelare il singolo anche all'interno della famiglia. La solidarietà stessa impone delle forme di responsabilità, in quanto è proprio nel corretto rapporto e dialogo tra libertà e solidarietà che si sviluppano i diritti dell'individuo all'interno della famiglia. In questo senso la solidarietà non può limitare in alcun modo la tutela di diritti individuali. A queste conclusioni si può giungere muovendo da alcune considerazioni e qui ripeterò qualche cosa già anticipata dai colleghi in precedenza. Con specifico riferimento all'ordinamento italiano, la famiglia, sia essa fondata o meno sul matrimonio, sia essa eterosessuale o omosessuale, trova il proprio punto di ancoraggio costituzionale nell'articolo 2. È una formazione sociale tutelata a livello costituzionale, articoli 2, 3, 29 della Costituzione, ma attenzione, un suo riconoscimento si rinviene anche a livello sovranazionale attraverso il richiamo ad alcune disposizioni normative presenti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e anche nella Convenzione Europea sui diritti dell'uomo. Una formazione sociale nel cui ambito noi possiamo individuare diverse tipologie di relazioni. Abbiamo delle relazioni di tipo orizzontale, abbiamo delle relazioni di tipo verticale e nell'ambito di tutte queste diverse relazioni, di tutti questi diversi rapporti, possiamo individuare anche degli status, attribuire al singolo soggetto dei diritti, dei doveri. Ma se incominciamo a vedere nel suo complesso tutte queste relazioni, ci accorgiamo che in realtà la struttura familiare, famiglia nelle sue diverse declinazioni, in realtà è giuridicamente intesa come una struttura che si sposta nell'ambito di due poli. Abbiamo da un lato il principio di libertà, quindi l'emergere dell'individuo all'interno della famiglia, e dall'altro il principio di solidarietà, l'emergere della relazione.
Libertà e solidarietà che appartengono all'essere umano, ma che vengono poi valutate anche dall'ordinamento giuridico. È in questo contesto, cioè in questo continuo dialogo tra il principio di libertà del singolo individuo e il principio di solidarietà della comunità familiare, in questo dialogo che si inserisce oggi il tema della responsabilità endofamiliare. La responsabilità endofamiliare di per sé valorizza la relazione familiare. Non si può infatti pensare che comportamenti lesivi della libertà e dei diritti del singolo possano trovare giustificazione o legittimazione all'interno della famiglia in ragione di una presunta immunità. Quasi a dire che ciò che è illecito tra gli estranei non può esserlo tra i familiari. Questa idea di immunità deve essere respinta e piuttosto deve riconoscersi come l'espansione, soprattutto negli ultimi decenni, dell'illecito endofamiliare corrisponda in realtà proprio ad una nuova visione della famiglia, sempre più rappresentativa di una formazione sociale in cui l'uomo esprime la propria personalità. In tal senso, pertanto, ritenere applicabili le regole di diritto comune, nella fattispecie le regole sull'illecito, all'interno del gruppo familiare non comporta alcuna forma di limitazione della libertà dei suoi componenti o di intromissione nelle dinamiche interne ed intime del nucleo familiare, ma è espressione della valorizzazione della libertà, della solidarietà e della responsabilità che al singolo si riconosce all'interno del gruppo. È vero che questa lettura fa propria anche l'evoluzione che si è avuta negli ultimi decenni nell'ambito della responsabilità civile tout court. Basti pensare alla rilettura costituzionalmente orientata dell'articolo 2059, sicuramente anche a riconoscere come la responsabilità endofamiliare si sia poi espansa nell'ambito delle diverse formazioni familiari. Come vedremo, di responsabilità endofamiliare si parla in una varietà di casi, non solo nell'ambito della violazione dei doveri che nascono ad esempio dal matrimonio, dall'unione civile, si parla di responsabilità endofamiliare anche in presenza di mobbing familiare, si parla di responsabilità endofamiliare anche nell'ambito dei rapporti di filiazione. Una varietà di casi dai quali però sembra emergere un tratto comune, che è rappresentato non tanto e non solo dalla lesione di un diritto della personalità, ma dalla lesione nel suo concreto atteggiarsi dello stesso principio di solidarietà familiare. In altri termini, è anche il pregiudizio alla solidarietà che lega i soggetti ad essere un coelemento necessario ai fini dell'individuazione dell'illecito endofamiliare. La solidarietà è sotto questo punto di vista nel contempo criterio di esclusione della responsabilità nelle ipotesi di danni familiari che potremmo in qualche modo qualificare come danni bagatellari e criterio invece di emersione della responsabilità nei casi nei quali la violazione di questi diritti del singolo individuo, nei quali la violazione acquista rilevanza in quanto si è superata la soglia di tollerabilità che trova fondamento proprio nella solidarietà. Questo profilo del superamento della soglia è evidente laddove la giurisprudenza richiede che cosa? Richiede la gravità dell'offesa e la serietà del pregiudizio. Se si è al di sotto di questa soglia, il tutto rimane nell'ambito familiare. Se si supera questa soglia di tollerabilità, allora emerge l'esigenza di tutelare l'individuo anche all'interno della famiglia. Inquadrato così il tema e definito brevemente quelle che sono le linee di lettura, le caratteristiche della responsabilità endofamiliare, passerei adesso ad analizzare alcuni casi riconducibili sia alle relazioni di tipo orizzontale sia alle relazioni di tipo verticale. Abbiamo già visto che l'illecito endofamiliare può riguardare i rapporti di tipo orizzontale e partirei sotto questo profilo con riferimento al rapporto di coniugio.
Un primo scenario è quello della violazione del dovere di fedeltà. Ora, per mancanza di tempo, non posso entrare nell'analisi di quello che è l'attuale concetto del dovere di fedeltà, ma partiamo dal caso appunto della violazione del dovere di fedeltà, ma altrettanto, pur nei diversi loro contenuti, il discorso potrebbe essere riproposto nel caso di violazione del dovere di assistenza morale, materiale, di collaborazione, violazione del dovere di lealtà, un dovere che non è espressamente previsto dal legislatore, può essere collocato sia nell'ambito del dovere di fedeltà, ma attenzione, nell'ambito delle linee interpretative che vi sto descrivendo, anche nell'ambito di quel criterio di solidarietà che ho messo in evidenza. Attenzione che quando vi è la violazione di uno dei doveri nascenti dal matrimonio, non vi è automaticamente il sorgere di una responsabilità. Il tradimento non è in sé elemento che fa sorgere la responsabilità. Può rappresentare il tradimento, la violazione in generale di qualsiasi dovere che nasce dal matrimonio, può rappresentare solo l'occasione. L'occasione per la lesione di diritti costituzionalmente protetti, quali potrebbe essere l'onore, la dignità, la reputazione, l'immagine. Se la realtà muta, mutano anche i comportamenti, ad oggi la violazione, solo per farvi un caso, del dovere di fedeltà si riscontra anche quando un coniuge vada a caricare su Facebook immagini o faccia riferimento in qualche modo ad una relazione, anche se non si è concretizzato, una relazione con altri, o semplicemente si palesi su Facebook come un separato divorziato singolo. Troviamo anche in questa ipotesi la realtà muta e mutano anche i vari comportamenti, cioè quindi non c'è solo il tradimento effettivo, quello potenziale, ma anche semplicemente il presentarsi come non coniuge, uno status che ancora non si ha. Vi dicevo il dovere di fedeltà, ma anche il dovere di lealtà, correttezza, assistenza morale e materiale. Dall'analisi giurisprudenziale emerge chiaramente un dato, ovvero sia la necessità di un qualcosa in più, di un quid pluris rispetto alla mera violazione, che rappresenta solo l'occasione, per far emergere questo danno fonte di autonomo risarcimento. Non vi è automaticità, il che permette di affermare che cosa? Che gli strumenti propri del diritto di famiglia possono coesistere con gli strumenti di diritto comune. Ci saranno casi in cui si potranno far valere entrambi gli strumenti, separazione con addebito più risarcimento del danno, ma casi nei quali sussisteranno solo i presupposti per il risarcimento del danno, solo i presupposti per un'eventuale separazione con addebito. Gli strumenti di risoluzione delle patologie del rapporto coniugale, separazione, divorzio, e questo lo dobbiamo sottolineare, e gli altri strumenti propri del diritto di famiglia, l'avevo messo in evidenza prima, sono strutturati in modo tale da contemperare il principio di solidarietà e il principio di autodeterminazione. Laddove invece dovesse emergere anche la violazione di un diritto della persona, si andrebbe oltre, perché per il risarcimento del danno viene chiesto proprio quel quid pluris, a cui si è fatto cenno, che rappresenta il presupposto per l'azionabilità del rimedio risarcitorio, nel quale si scorge nel contempo sia la lesione di un diritto della personalità, sia il superamento in termini di gravità della condotta del canone della solidarietà familiare. Passo perché il tempo stringe alle unioni civili. Non entro nel merito di tutte le possibili approfondimenti, ma cerco di evidenziare un aspetto. La legge 76 del 2016 non prevede espressamente il dovere di fedeltà per gli uniti civilmente. Ripeto, non entro nel merito della discussione delle possibili soluzioni che possono essere date, però nell'ottica dell'analisi della responsabilità endofamiliare mi chiedo, se dovesse emergere una situazione di relazione extra-unione, ci troveremo ancora di fronte ad un caso di responsabilità endofamiliare? A mio parere sì. Perché? Perché di responsabilità endofamiliare si può parlare non solo nei casi in cui
va a violare un dovere espressamente previsto, ma anche nei casi in cui si va con un proprio comportamento a ledere quel principio di solidarietà che investe tutte le formazioni sociali, tutte le forme di famiglia e quindi anche nell'ambito dell'unione civile. Nel caso di relazione extraunione che abbia recato un pregiudizio ad un diritto costituzionalmente protetto dell'altro partner dell'unione, anche se espressamente non vige tra gli uniti civilmente questo dovere di fedeltà, a mio parere si potrà ancora parlare di responsabilità endofamiliare, non tanto e solo in ragione dello status dei soggetti, ma in quanto il danno sorge in occasione di un comportamento che di per sé è contrario anche al principio di solidarietà che investe comunque la relazione. Mutatis mutandis, ci si potrebbe chiedere se lo stesso ragionamento può valere nell'ambito di una convivenza di fatto, dove in realtà ciò che prevale è il principio di autonomia, la solidarietà è strutturata in maniera diversa, da un punto di vista anche normativo la famiglia di fatto non ha la struttura del rapporto di coniugio o del rapporto che sussiste tra gli uniti civilmente. Cosa accade se in presenza di una convivenza di fatto un partner dovesse col proprio comportamento, instaurando una relazione diversa con un altro partner, ledere l'onore e la dignità del proprio partner? Saremo ancora di fronte ad un'ipotesi di responsabilità endofamiliare o piuttosto dovremo ragionare eventualmente di una responsabilità civile non endofamiliare? Beh, anche sotto tale profilo, a mio parere, si potrebbe ancora continuare a discorrere di responsabilità endofamiliare, perché anche nell'ambito delle convivenze di fatto noi ragioniamo di una formazione sociale e rappresentiamo questa formazione sociale come una formazione nella quale vi è un principio di solidarietà tra i suoi membri. Ecco allora che forse potremo andare a riformulare la definizione di illecito endofamiliare e parlare di un danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti costituzionalmente protetti, lesione che si può verificare in occasione sia della violazione di specifici doveri imposti ex legge ai familiari, il dovere di fedeltà imposto ai coniugi, ma anche in occasione o in ragione della contrarietà del fatto ai principi di solidarietà e di autodeterminazione che investono tutte le relazioni familiari. Mi avvicino un po' alle conclusioni e passo per non togliere tempo anche agli altri relatori. Due battute per quanto riguarda il rapporto verticale, le relazioni verticali, il rapporto di filiazione. Con particolare riferimento al rapporto di filiazione emerge dalla copiosa giurisprudenza che si riscontra in materia come il fondamento della responsabilità endofamiliare sia in tale contesto da ricollegare all'affermato automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale. La lesione di diritti costituzionalmente protetti può allora dar luogo ad un'autonoma azione diretta al risarcimento dei danni non patrimoniali, indipendentemente dalla azionabilità di altri strumenti propri del diritto di famiglia. Pensiamo ad un'azione di riconoscimento, dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità o ipotesi di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Ad emergere in tutti questi casi è la lesione del diritto ad essere riconosciuti come figlio. È un diritto che è stato elaborato ora anche dalla giurisprudenza italiana, non solo dalla dottrina. È un diritto che rientra nell'ambito dei diritti costituzionalmente garantiti, è un diritto che, se leso in occasione della violazione di quei doveri che vengono imposti ai genitori nei confronti dei figli, può trovare una specifica tutela attraverso quello strumento che è il risarcimento del danno. Attenzione che non accenno e non analizzo il caso, questi temi potrebbero oggi riguardare anche altre situazioni.
rapporti in cui il legame non è dato dalla procreazione in sé. Quindi questi temi e l'ambito della responsabilità endofamiliare potrebbero quindi riguardare anche le ipotesi di multigenitorialità, ovvero le ipotesi anche nelle quali si va a parlare di genitorialità sociale. Anche in quel contesto potrebbero emergere casi di responsabilità endofamiliare. Un altro tema, l'ho accennato prima e con questo andrei a chiudere, altro tema è quello riguardante la posizione del genitore. Ora noi sappiamo che, ed è prevista una norma ad hoc, è previsto che il figlio debba rispettare il genitore. Il figlio ha il dovere di rispettare i genitori. Non c'è peraltro alcuna forma di sanzione nell'ambito della disciplina del diritto di famiglia, ma nell'ottica che vi ho descritto, se dalla violazione di questo dovere dovesse emergere una lesione ad un diritto, anche questo di nuova elaborazione, che è il diritto ad essere riconosciuti come genitori, a fare e ad essere genitore, allora sì, che potremmo di nuovo ragionare di un risarcimento del danno che va a che cosa? Ad integrare quella disciplina proprio del diritto di famiglia che sul punto risulta essere del tutto carente. Anche qui si potrebbero ripresentare le questioni riguardanti più in generale tutte quelle formazioni, rapporti di filiazione nella duplice veste figlio e genitore che prescindono dalla procreazione. Concludendo, il diritto all'identità genitoriale, all'essere genitore, vi dicevo, può interessare anche il genitore sociale nelle famiglie ricomposte, il genitore non biologico nelle famiglie omoaffettive. Questo ci permette di dire che cosa? Di riprendere un collegamento, ricollegarci a quanto detto inizialmente e quanto detto anche dai colleghi che hanno così anticipato i temi, perché questo mette in evidenza come si sia passati da un unico modello familiare ad una pluralità di modelli familiari. Nell'ambito di questa pluralità di modelli familiari si mette in evidenza la necessità di tutelare il singolo all'interno della famiglia, la necessità di contemperare esigenze diverse, ma spero di avervi così evidenziato come in tutta questa evoluzione in realtà l'espansione del principio di solidarietà ha fatto emergere anche la necessità di riconsiderare la responsabilità endofamiliare, perché ogni qualvolta ho solidarietà devo avere una forma di responsabilità. Io vi ringrazio e mi scuso se sono andata oltre naturalmente il tempo. Io vorrei soltanto ringraziare questa chiarissima relazione, anche ricca di diversi spunti di riflessione. Ho trovato particolarmente interessante come la solidarietà, cioè il concetto di solidarietà possa essere in realtà utilizzato in vario modo per giustificare e argomentare poi varie soluzioni. E molto interessante anche questo moltiplicarsi dei luoghi, dei rapporti, ma anche dei luoghi in cui una responsabilità endofamiliare può oggi emergere. Non dico altro perché non è, sì, voglio rubare spazio agli altri relatori. Introduco solo, come? Ti serve il computer? No, ce l'ho, ho tutto sul cellulare e poi ti conosco un po', quindi so chi sei. So che la professoressa Sandra Winkler è appunto professoressa titolare della cattedra di diritto di famiglia presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Fiume, in Croazia, Fiume Rijeka. La professoressa Winkler in realtà è esperta di diritto di famiglia croato e anche europeo, ma non soltanto, perché in realtà la professoressa Winkler si è formata in Italia, quindi è una giurista italiana a tutti gli effetti, ha studiato a Trieste, poi ha conseguito il dottorato a Verona, quindi conosce bene anche il diritto di famiglia italiano. Nella sua relazione, che è dedicata ancora una volta al principio di solidarietà, la prospettiva però cambia, no? Rispetto alla prima relazione, nel senso che qui si passa da quella che è l'esperienza nazionale anche ad un'esperienza comparata, europea e comparata.
E quindi, se ho ben capito, la professoressa Winkler rifletterà sì sul concetto di solidarietà familiare, richiamerà anche le fonti sovranazionali e farà anche qualche cenno, diciamo, di diritto comparato, in particolare comparando il diritto italiano e quello croato. Esatto. Grazie mille. Grazie mille. Buongiorno, vi ringrazio dell'invito, faccio i complimenti alla professoressa che al tempo stesso in me ha creato sollievo e preoccupazione. Preoccupazione perché veramente è una relazione interessantissima, non so se sarò allo stesso livello. E sollievo perché tante considerazioni le ho fatte anch'io. Io quando ho proposto questo tema, che ogni tanto l'idea è quella di ripartire dai principi, no? Bisogna sempre tornare un po' indietro, non andare troppo nello specifico, studiare certi istituti, bisogna capire quali sono i valori che stanno a monte delle scelte che si fanno, che vengono operate nel diritto di famiglia. E io ho imparato insegnando in Croazia, dove il diritto di famiglia si insegna come insegnamento obbligatorio per gli studenti, quindi gli studenti se vengono a fare l'Erasmus devono studiarsi il diritto di famiglia separatamente dal diritto privato, perché anche se facciamo una breve parentesi di storia molto recente di diritto, nel sistema giuridico croato non esiste un codice civile, ci sono le singole leggi, no? La legge sui diritti reali, la legge sulla proprietà e diritti reali, la legge sulle obbligazioni, la legge sulle successioni, la legge sulla famiglia. E la famiglia però viene studiata, per me questo arrivando da una realtà dove lo si guardava in ottica prettamente civilistica, era molto interessante perché c'era questo approccio che guarda molto anche alle fonti sovranazionali, al diritto internazionale, ma soprattutto al diritto dell'Unione Europea, al diritto internazionale privato. Guarda però molto anche alla comparazione, quello che diceva la professoressa Giovanella prima, i comparatisti, forse la famiglia, però negli ultimi anni, soprattutto grazie a diversi progetti europei che un po' ci stimolano, e qui guardo tante persone con le quali in questi progetti ho lavorato, ci occorre domandarsi appunto se veramente questi singoli ordinamenti nazionali siano tanto diversi gli uni dagli altri. Se adesso io vi parlo di diritto croato, comparandolo al diritto italiano, voi vi immaginate, no, ma sono tradizioni, culture completamente diverse, non c'è un minimo comune denominatore. E invece andando un po' a comparare, perché il processo di europeizzazione di cui parlava giustamente l'amica Teresa, è un processo nella famiglia che sta avvenendo, sta succedendo soprattutto su un piano diverso dal piano del diritto sostanziale, soprattutto nell'ambito del diritto internazionale privato della famiglia. Però una cosa porta l'altra, non possiamo trovare, armonizzare certune regole in particolare sulle norme di conflitto senza domandarci quanto diversi siano le nostre soluzioni nell'ambito del diritto di famiglia. E allora qui c'è soprattutto anche comparando la tendenza a guardare, vedere, vediamo com'è regolato, non so, l'istituto, il mantenimento, i regimi patrimoniali della famiglia, la famiglia, le famiglie, il pluralismo familiare, anch'io mi sono segnata tutto questo bel discorso sul pluralismo familiare, ovviamente, del quale si parte, sull'idea diversa. Ci sono, ovviamente, io me lo immagino, però richiamando un comparatista che poi è di Trento, il professor Gian Antonio Benacchio, che spesso ha parlato, no, della libera circolazione dei modelli, e quindi non è quando voi vi immaginate le grandi cambiamenti, le grandi riforme che succedono nella famiglia, perché i cambiamenti che succedono nella società, per forza di cose, passano prima di tutto dalla famiglia come prima formazione, non come società naturale, perché c'è questa accezione naturalistica,
ma mi sono fatto un appunto anche su questo, però passano dalla famiglia, come cambia la società, così cambia la famiglia e ovviamente le regole che qui sono sottese alla sua disciplina. Sono assolutamente d'accordo, non posso fare altro che richiamare quello che diceva la professoressa prima di me. Giustamente non possiamo immaginarci la famiglia come l'isola, non penso che ci sia l'isola, l'arcipelago, ci sia citazione più frequente di questa, anzi il professor Fatti tante volte dice tanti la citano, non sanno neanche di che cosa in realtà si tratti, però non è un'isola indipendente a sé stante che deve risolversi dietro a quest'idea della solidarietà tutto al suo interno, ma tutti i panni sporchi o puliti ce li risolviamo in famiglia. Però d'altra parte c'è qualcosa, e questo io l'ho imparato forse nel modo in cui adesso studio e insegno diritto di famiglia, di particolare, perché se non ci fosse nulla di diverso nell'interrogarsi che cos'è la famiglia, se io ora chiedessi a tutti gli studenti presenti che cos'è per voi la famiglia o le famiglie, ciascuno di voi, questo esperimento l'ha fatto il professor De Plano da me a Fiume, e ciascuno studente rispondeva in maniera diversa, perché ovviamente da questo presupposto si parte. Però c'è qualcosa che lega in maniera particolare questi due o più soggetti privati rispetto a due persone legate da un qualsiasi altro rapporto di diritto privato. E allora io mi sono anche pentita di aver offerto questo titolo, perché ho fatto fatica, no, a vedere ma come possiamo definirla questa solidarietà, che cosa vuol dire? E qui quando mi preoccupo, quando non so da dove partire, tante volte torno a prendere il manuale del professor Cesare Massimo Bianca, e vedendo una frase che ogni volta mi lascia esterrefatta la semplicità con la quale riesce a trasmettere certi valori. E è un'esigenza fondamentale. Che cos'è la famiglia, no? L'evolversi del fenomeno familiare, adesso abbreviandolo, l'esigenza fondamentale dell'uomo, cioè quella di realizzarsi nella comunità familiare. Quindi questo si riconduce, si ricollega a quello che diceva prima la professoressa, e il bisogno della famiglia come interesse essenziale della persona si specifica nella libertà, ce l'ho scritto, non ci conoscevamo da prima la professoressa ed io, e nella solidarietà del nucleo familiare. Cos'è questa solidarietà? Che cosa vuol dire che siamo solidali gli uni con gli altri? Che cos'è quello che caratterizza questo imperativo morale, questo dovere? Che cos'è? È il prendersi cura, questa è la risposta che mi sono data, gli uni degli altri, noi in famiglia. Abbiamo quindi questi problemi di cui dicevo a monte. Cos'è la famiglia? Qual è la famiglia? Quali sono le formazioni familiari? Abbiamo sicuramente un'idea di pluralismo familiare che, vedete, ci accomuna, ci collega, quindi sia che ne parli da un punto di vista del diritto croato, del diritto italiano, ma di molti altri diritti, di molti altri stati membri dell'Unione Europea, quasi in tutti, non in tutti, perché noi abbiamo condotto una ricerca provando a ricostruire un quadro tassonomico delle famiglie in Europa, e ci siamo accorti che veramente nella maggior parte dei paesi ci sia questa idea condivisa di un pluralismo familiare accomunato dall'idea di una solidarietà familiare. Chi sono questi familiari? Quali sono gli istituti? Tutto questo cambia, però mi sono anche domandata, ma cambia, è cambiato nel tempo, e mi ha molto sollevato la sua risposta, l'idea di che cos'è la solidarietà familiare, perché se noi cambiamo, evolviamo gli istituti, ma questa coperta rimane sempre uguale, a un certo punto non riusciamo a coprirci tutti, perché se andiamo a pensare chi sono i familiari, l'idea, l'ha già detto la professoressa, i genitori sociali, l'idea delle costellazioni familiari, di tutte le diverse formazioni. Però quello che dovrebbe essere l'idea comune è quella del fatto che si tratti dell'esigenza e del desiderio, fin tanto che parliamo di famiglie funzionali, del prendersi cura gli uni degli altri. Però
anche laddove non c'è più questo spontaneo desiderio di prendersi cura gli uni degli altri, anche in una fase patologica i legislatori, posso parlare tranquillamente al plurale, impongono un dovere di solidarietà tra certi soggetti che condividono uno stesso nucleo familiare. Vabbè, dire nucleo familiare potrei anche andare a crearmi un problema, perché potremmo poi, oggi parliamo di famiglie nucleari, voi sapete bene che le famiglie nucleari sono fondamentalmente le famiglie, se le vogliamo mettere in senso tradizionale, composte da genitori e figli, non sono più le famiglie che c'erano in passato, multigenerazionali, dove c'era un diverso modo di approcciarsi alla solidarietà, dove, ricollegandoci a quello che diceva la professoressa, c'era una cura inclusa nella famiglia degli anziani. Noi abbiamo un enorme problema quando guardiamo e quando consideriamo quelli che chiamiamo i gruppi vulnerabili nel diritto di famiglia, in generale nel diritto, che sono tanti, però quelli che interessano la famiglia sono i minori, sono i bambini e sono gli anziani. Dei minori però ci stiamo occupando da un bel po' e credo che abbiamo fatto veramente molti passi avanti. Degli anziani in realtà non ci siamo occupando troppo, anzi ce ne stiamo rendendo conto oggi. Guarda, la professoressa di diritto dell'Unione Europea, se il diritto primario dell'Unione ha l'esigenza di dire che è importante avere questa solidarietà multigenerazionale volta all'inclusione sociale delle persone, perché qui potremmo anche, quando parliamo del diritto di famiglia, domandarci, vabbè, ma sta solidarietà non vuol dire d'altra parte che viene messo tutto sulle spalle della famiglia, no? Di questa formazione che si deve occupare di tutti, ma non dovrebbe essere spartita o suddivisa questo dovere in parte sì sulle spalle della famiglia, ma anche sullo Stato e sui diritti sociali. E in questo senso, infatti, il professor Bianca, molto giustamente, non posso che citare perché non saprei dire meglio, dice che lo Stato non può lasciare l'assistenza e la cura della persona alla competenza esclusiva del gruppo familiare, quindi non dobbiamo pensare che la solidarietà sia in qualche modo una certa scusa per addossare alla famiglia tutto il peso della cura che si deve prendere dei suoi familiari. Quindi potrei leggere tutta questo passus, ma è troppo lungo. Quello che volevo dire, ad esempio, nel diritto di famiglia croato, non soltanto nella Costituzione, ma anche nella legge sulla famiglia, è previsto chiaramente all'articolo 4 che la solidarietà è il principio base della vita familiare. È scritto all'articolo 4 all'inizio, prima di tutto, punto. Tutti i membri della famiglia devono rispettarsi reciprocamente ed aiutarsi l'un con l'altro. Poi va ovviamente a ramificare, a spiegare quali sono le famiglie regolate dal diritto di famiglia croato, quali sono questi rapporti nello specifico. E infatti poi ripete tantissime volte, in realtà richiama il principio di solidarietà. Lo dice all'articolo 4, prendersi cura gli uni degli altri. Poi, strada facendo, in questa legge sulla famiglia, che è abbastanza lunga e complessa, c'ha 480 articoli, più o meno, non lo so, troppi se chiedete me, perché dovrebbe essere semplice e comprensibile a tutti, va man mano a pensare ai singoli rapporti, ai rapporti di coppia, quindi nel regime patrimoniale, come è regolato nel diritto croato, diversamente dal diritto italiano, perché la mia comparazione si meriterà a dire diversamente dal, perché se no non ci stiamo nei tempi. Nel regime patrimoniale, chiaramente, nella comunione dei beni è previsto una suddivisione equa del 50-50, a prescindere dall'effettiva contribuzione che le due parti, che i coniugi hanno avuto. Dico coniugi, ma quando dico coniugi è lo stesso dire anche conviventi more uxorio e anche partner registrati. Nel diritto croato, così come nel diritto italiano, si possono registrare soltanto le persone che sono in una coppia omosessuale, quindi partner dello stesso sesso, mentre le persone, le coppie eterosessuali che non desiderano contrarre il matrimonio vivono in una convivenza more uxorio
che però inizia e finisce in un contesto assolutamente informale, quindi è molto difficile provare la loro esistenza. Però c'è anche un diritto al mantenimento. Qui bisogna dire, perché sempre un po' richiamando le fonti sovranazionali e anche le fonti di soft law, perché nel diritto di famiglia molto stanno facendo anche certe fonti di soft law che stanno provando come vengono emanati certi regolamenti europei che si occupano di alcuni aspetti di diritto di famiglia con profili transnazionali, però nell'ambito del diritto nazionale privato. Allora, molto spesso ci sono dei gruppi di esperti che provano a capire come nel diritto sostanziale questo avvicinamento potrebbe risultare. E spesso queste fonti di soft law, nel caso specifico faccio riferimento ai principi di diritto europeo della famiglia, influenzano, pur non essendo cioè non dovendolo fare, influenzano molto i singoli ordinamenti nazionali. Così è successo in uno dei diritti più importanti quando parliamo di solidarietà familiare, che è il diritto al mantenimento. Quanto riguarda le coppie, i coniugi, i partner, tutti quelli che vi ho appena elencato, nel momento appunto patologico della fine del loro rapporto permane un diritto ad ottenere il mantenimento, ovvero dall'altra parte un dovere che appunto deriva dall'obbligo, dal dovere di solidarietà familiare di mantenere l'altro. Però ad esempio nel diritto croato questo dovere non è così forte. Il fatto, secondo me, molto spesso viene richiamato il dovere di solidarietà familiare, ma molto spesso questo principio di solidarietà viene contemperato con altri principi e quindi in questo caso l'autosufficienza, non del diritto di famiglia in senso ampio, l'autosufficienza del singolo coniuge. E questa è una cosa che è chiaramente di derivazione di altri ordinamenti giuridici, che è stata recepita, che è passata in questa riforma, in questo passaggio naturale che avviene da ordinamento a ordinamento nel diritto di famiglia. Però pensiamo anche al rapporto genitori e figli e viceversa, e qui lo dico perché non tanti ordinamenti giuridici hanno nella propria Costituzione, come ha il diritto croato, ma ce l'ha da decenni, da quando era un altro Stato ancora, e anche nella legge della famiglia, un dovere espresso di mantenimento dei genitori anziani. Quindi c'è un espresso dovere che è un classico esempio di solidarietà familiare nel tempo, perché l'idea, me lo sono scritta da qualche parte, è quello di mantenere l'unità e la continuità della famiglia. Non stiamo parlando solo del rapporto di coniugio, cioè per continuità non capitemi male, nel senso continuità di tutti i rapporti familiari. Se uno vuole esprimere la sua identità, la sua personalità in questo rapporto, vuol dire che è un rapporto nel quale vuole stare a lungo, nel quale vuole vivere, crescere, evolversi. Ecco che il fatto che sia previsto il dovere di mantenimento dei genitori anziani a carico dei figli, maggiorenni, economicamente indipendenti, persone adulte, non ho comparato tanto, devo essere sincera, ma raramente ho incontrato. E oggigiorno che si fa un gran parlare, perché qui c'è appunto, soprattutto qui si vede questo passaggio tra chi si prende cura delle persone anziane, la famiglia, oppure attraverso i diritti sociali e lo Stato. E qui c'è questo rimpallo spesso, no? Che porta però, ahimè, nel mentre a una esclusione sociale. Poi si può aprire tutto il discorso, mantenere, che cosa vuol dire mantenimento? Nel diritto croato non abbiamo una distinzione tra mantenimento e alimenti, lo intendiamo nel senso più ampio, non una soddisfare o prendersi cura soltanto delle esigenze di base fondamentali, ma anche quelle che appunto in un senso più ampio anche di come dire, dignità della persona umana, danno la possibilità anche alla persona anziana di vivere nella società. Solidarietà familiare molto espressa sempre nel diritto al mantenimento nel rapporto tra genitori e figli,
Per quanto riguarda i figli, la legge croata fa una distinzione esplicita tra figli minorenni e figli maggiorenni. Che cosa vuol dire? Dice sì, io mantengo, cioè i genitori hanno per solidarietà familiare il dovere di mantenere anche i figli maggiorenni. Però anche qui c'è di nuovo un contemperamento, vi dicevo prima, lo menziona moltissime volte, però anche qui mette dei paletti perché dice qual è la funzione? Solidarietà sì, ma funzionale a qualcosa, non a mantenere uno a vita perché non ha trovato il senso della sua di vita, no? Perché tante volte si discute. No, nel caso non ci fosse un limite prestabilito, arriveremo alla situazione che non si potrebbe esercitare il diritto al mantenimento del genitore anziano, perché se questo genitore anziano sarebbe sempre nella situazione di dover essere lui a mantenere ancora il figlio adulto. E la legge croata dice, l'ha introdotto nel 2015, sì, mantengo il figlio e gli studenti, miei studenti, questo interessa sempre molto, i figli maggiorenni fino all'età come termine oggettivo di 26 anni, non oltre 26 anni, perché si individua lì un po' la soglia del raggiungimento dell'età adulta, però non c'è soltanto questo limite temporale dell'età dei 26 anni, sempre che a presupposto che il figlio o la figlia studi regolarmente e c'è anche un dovere di dimostrare il procedere degli studi o il fatto che il figlio attivamente cerchi lavoro, cerchi un modo di diventare finanziariamente, economicamente indipendente. Potremmo parlare, ma mi sto mangiando il tempo perché ho ancora 3 minuti, potremmo parlare anche di solidarietà nell'ambito, una cosa che adesso è anche un po' di moda, si parla molto in diritto di famiglia dell'impatto che la povertà ha sul diritto di famiglia, sulle formazioni familiari e come in questo senso stia cambiando il modo di intendere la solidarietà, ma apro e chiudo la parentesi. È la stessa cosa, la solidarietà, il prendersi cura gli uni degli altri, ovviamente lo si può collegare anche al discorso della curatela, della tutela e dell'amministrazione di sostegno. In Croazia non esiste l'amministrazione di sostegno. Per un periodo di 8 anni in realtà c'era qualcosa che non è una curatela, ma dovrebbe essere simile a curatela. Per 8 anni non c'era la possibilità di un'interdizione completa del soggetto, possibilità che è stata nuovamente introdotta 3 mesi fa perché ci si è resi conto che in certi casi non era possibile farne a meno. Quindi nella dottrina croata direi che si definisce la solidarietà familiare come un mutuo interagire dei familiari in base alla struttura della famiglia, delle esigenze dei membri della famiglia e della situazione concreta, che appena uno che un po' si occupa di diritto di famiglia legge, porta subito alla mente l'idea dell'interesse superiore del minore. Quando si parla dell'interesse superiore del minore si guarda sempre alle esigenze, al contesto concreto, dicendo che 2 situazioni non sono mai uguali, che ognuna va considerata in modo a sé stante e anche alla volontà, quindi a quell'aspetto, no, della libertà, dell'identità di ciascun soggetto. Stagliando molte altre cose che volevo dire, volevo in realtà nulla di scritto, soltanto ricollegarmi a quello che diceva la professoressa. Ecco, interessante osservare che nel diritto croato non c'è l'illecito endofamiliare. C'è ancora, anche se si sta erodendo quest'idea, c'è ancora un po' l'idea dell'isola in questo senso. Forse non nel senso che verranno risolti questi problemi all'interno della famiglia, perché anche se penso al divorzio, il divorzio ha un approccio molto oggettivo, quindi non c'è veramente nessun elemento di individuazione della colpa, non esiste l'addebito, semplicemente si constata che il rapporto non può più essere recuperato e quindi ognuno prende la sua strada. Si comincia però, sotto l'influenza di realtà straniere, pensare e quel poco
dove si sta riflettendo, ma non c'è giurisprudenza sul punto, però va in questo senso nel dire giustamente quello che agli studenti, chiaramente la professoressa ha detto prima, non è un doppione, non è un'alternativa, cioè l'illecito, il senso è quello di andare a individuare un comportamento antigiuridico che non è il fatto in sé, non il tradimento in sé, ma se questo tradimento va a portare a una determinata lesione. Però in questo senso siamo molto, molto indietro, anche se devo dire che per altre cose la famiglia forse ha un approccio molto liberale da diversi decenni. Ecco. Bene, vi ringrazio. Ringrazio anch'io la professoressa Vinca per questa interessantissima relazione che tra l'altro mi ha fatto un po' riflettere anche su quello che ha detto sul dovere di mantenimento degli anziani, ma forse da noi un po' questa era l'idea che era implicita nella funzione che aveva la famiglia una volta, no? Perché la famiglia provvedeva necessariamente alla cura di tutti i soggetti che ne facevano parte, figli, ma sicuramente anche dei genitori che convivevano con la famiglia, perché l'idea della famiglia nucleare è nuova appunto, no? Un tempo la famiglia era qualcosa di molto più ampio. Sì, importante riflettere sul significato della solidarietà, ma anche appunto sulla estensione della solidarietà, cioè chi sono i soggetti, no? Che devono godere della loro. Certo, perché la libertà, altrimenti viene compressa la libertà. Oggi difficilmente parliamo di realtà dove una persona sta in una famiglia tutta la vita, no? C'è una molteplicità di formazioni familiari. E quindi se tu vai a moltiplicare questo concetto per tutti, esatto. Costellazioni familiari, genitori sociali, 1, 2, matrimonio, altre unioni. Sì, che poi se la solidarietà non cessa, no, quando finisce una famiglia, se ne aggiungono, no? Altre. Allora il dubbio, io non mi sono ancora risposta, la stiamo, infatti l'ultima frase che mi ero scritta, poi io mi dimentico, scrivo, ma inutilmente, e forse andrebbe ammodernata, trasformata, sicuramente non trascurata, però bisognerebbe un po' riflettere. Grazie ancora. Seguono altre due relazioni e qui che analizzeranno altri profili dell'evoluzione del diritto di famiglia e si cercherà di capire in particolare quale sia oggi il ruolo della giurisprudenza anche europea in questo ambito e come possa eventualmente incidere sulla disciplina interna e sulla sua evoluzione. Il primo relatore è il professore Stefano De Plano, professore associato presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli. In realtà è abilitato all'esercizio delle funzioni di professore di prima fascia nel settore Ius 01. Precisato. Lui si occupa di diritto delle successioni, a cui ha dedicato la sua ultima monografia, peraltro, ma anche di diritto di famiglia, a cui sono dedicati vari contributi scientifici. Nel suo intervento dal titolo Statuti adottivi e diritto italo-europeo delle fonti, il professor De Plano si concentrerà sui lineamenti evolutivi del diritto delle adozioni nell'ordinamento italo-europeo, soffermandosi in particolare proprio sul modo nel quale la giurisprudenza euro-unionale, ma anche quella costituzionale, hanno inciso sulla disciplina interna. Prego. Buonasera a tutte e buonasera a tutti. Mi associo ai ringraziamenti alle colleghe Pertò e Giovannella. Mi fa molto piacere aver ricevuto questo invito ad essere qui con voi a Udine, città dove non ero mai stato. Mi piace molto, così come la sede in cui avete la possibilità di studiare. Il tema di cui vorrei parlarvi oggi riguarda le adozioni. Un tema che vorrei analizzare in questa prospettiva, cioè cercando di mettere in luce la differenza che c'è tra il diritto manualistico o il diritto così come ci viene restituito dalle fonti di legge
è invece il diritto che giorno per giorno viene applicato nei tribunali e nelle aule di giustizia italiane, cercando, nei limiti del possibile, di mettere in luce anche i lineamenti evolutivi, cioè in che modo lo sviluppo della disciplina delle adozioni, così come suggerito dalla giurisprudenza sia della Corte Costituzionale italiana sia della Corte europea, ci conduce e come lo sviluppo di questa disciplina comporta dei mutamenti nell'ambito del diritto di famiglia. Ora, se domandassi ai più diligenti tra di voi di spiegarmi in che cosa consiste l'adozione all'interno del nostro sistema ordinamentale, in realtà vi starei facendo una domanda particolarmente difficile. Perché? Perché concentrandoci unicamente sulle adozioni nazionali, dovremmo rispondere che il nostro sistema, ad oggi, conosce ben 3 tipologie di adozioni. Una prima adozione, la cosiddetta adozione piena, disciplinata dagli articoli 8 e susseguenti della legge adozioni. Quando parlo di legge delle adozioni mi riferisco alla legge numero 184 del 1983, quindi non è una legge particolarmente recente. Questa disciplina delle adozioni prende il nome di adozione cosiddetta piena ed è nella tipologia delle 3 adozioni interne, poi abbiamo anche la disciplina delle adozioni internazionali, oggi però non mi occuperò di questo profilo, è quella che probabilmente meglio si presta ad essere compresa anche per il giurista non tecnico, diremmo l'uomo della strada. In che senso? L'adozione piena, quindi quella disciplinata dagli articoli 8 e seguenti della legge sulle adozioni, si caratterizza per la presenza di una situazione di abbandono della persona minore. A seguito di questa situazione di abbandono, il Tribunale dei minori decreta lo stato di adottabilità al quale segue la fase dell'affidamento preadottivo. Dopo l'affidamento preadottivo, che normalmente dura 1 anno, si addiviene alla sentenza che pronuncia l'adozione. Che cosa accade all'indomani del deposito di questa sentenza? Accade questo: viene reciso il rapporto che lega il minore con la sua famiglia originaria, ammesso che questo rapporto sussista, viene costituito un nuovo rapporto giuridico con una nuova famiglia. Nel nostro ordinamento, necessariamente una famiglia composta da un uomo e una donna, uniti in matrimonio, non ve la faccio troppo lunga, da un periodo di tempo pari ad almeno 3 anni. Questa è un'indicazione non del tutto corretta, ma prendetela per buona. Conseguentemente, il minore adottato, all'esito di questa adozione, per esempio, perde il suo cognome originario e acquista il cognome della famiglia adottante, quindi o dell'uomo o della moglie. Anche su questo tema ci potremmo dilungare, perché anche questa questione è abbastanza complicata. Comunque fuoriesce dalla famiglia originaria, entra nella nuova famiglia. Il concetto di adozione, come vi dicevo, che probabilmente anche chi non ha sostenuto l'esame di istituzioni di diritto privato conosce. Ma non è finita qui, perché questa, vi dicevo, è soltanto una tipologia di adozione, disciplinata dagli articoli 8 e seguenti. Ne abbiamo altre 2. La prima adozione, perlomeno dal punto di vista cronologico, prende il nome di adozione ordinaria, altrimenti detta adozione di maggiorenne, ed è l'unico tipo di adozione che oggi è disciplinata ancora all'interno del Codice Civile, articoli 293 e seguenti. Perché prende il nome di adozione ordinaria o adozione del maggiorenne? E in che cosa consiste? Si tratta di un istituto molto diverso, in realtà, rispetto all'adozione di cui abbiamo parlato all'inizio. Perché? Perché lo scopo della prima adozione di cui vi ho parlato è quella di garantire la maggior tutela possibile del minorenne. Lo scopo invece dell'adozione del maggiorenne è quello di realizzare un interesse di chi? Dell'adottante, cioè di colui il quale intende adottare un soggetto maggiore d'età. E perché ci può essere un interesse ad adottare un soggetto maggiore d'età?
essenzialmente per la trasmissione del proprio cognome. Infatti dice la legge che il cognome dell'adottante viene anteposto rispetto a quello dell'adottando, e abbiamo un'adozione funzionale all'interesse dell'adottante, finalizzata a consentire l'ingresso dell'adottato nella successione mortis causa dell'adottante, è però una differenza fondamentale rispetto all'adozione piena. Perché? Perché l'adottante maggiorenne non matura alcun legame di parentela con le persone unite dalla parentela con il soggetto maggiorenne adottante. Che cosa vuol dire? Che, giusto per fare un esempio, il soggetto adottato maggiorenne non diventa il nipote del padre dell'adottante. Tra questi due soggetti non si crea alcun tipo di legame giuridico. È un tipo di adozione disciplinata all'interno del Codice Civile del 1942, che trova il proprio antecedente logico già, pensate, nel Code Napoleon del 1804. Tra queste due tipologie di adozione, l'adozione piena e l'adozione di maggiorenne, il legislatore del 1983 aveva collocato una tipologia adottiva che prende il nome di adozioni in casi particolari. Già da questa denominazione potete capire che nella logica del legislatore del 1983 questa tipologia di adozione doveva avere un margine di applicazione del tutto limitato. Disciplinata dagli articoli 44 e susseguenti della legge adozioni, questa tipologia di adozione poteva, nella logica del legislatore del 1983, essere utilizzata solo e soltanto con riferimento a quelle ipotesi normative in cui difettasse il requisito della situazione di abbandono, che, come abbiamo detto poco fa, caratterizza l'ipotesi dell'adozione piena. Nel testo normativo del 1983, ritoccato nel 2001, si prevedevano 4 ipotesi di adozione in casi particolari. La prima, il caso in cui l'adozione fosse stata realizzata da parte di parenti entro il 6° grado. Se sussiste un legame di parentela entro il 6° grado, non possiamo dire che il minore sia abbandonato, quindi difetta lo stato di abbandono. Articolo 44, lettera A. Articolo 44, lettera B, l'adozione da parte del coniuge del genitore. Che cosa significa? Mamma e papà sono sposati, mamma e papà hanno un figlio minore, mamma e papà si separano. Caso più comune, il figlio resta con la mamma si sposa nuovamente, adozione in casi particolari da parte del nuovo partner, del nuovo coniuge, ovviamente di sesso diverso, della madre. Un altro caso di adozione in casi particolari. Perché? Perché essendo viva la mamma non si può certamente ritenere che il minore sia in uno stato di abbandono. Abbiamo l'ipotesi di cui è la lettera C, introdotta nel 2001, che riguarda il soggetto disabile, ci interessa fino a un certo punto, l'ipotesi, da ultimo, di cui è la lettera D. Un'ipotesi di grande interesse, perché rappresenta l'ipotesi residuale all'interno di una categoria residuale, quindi nella mentalità del legislatore dell'83, una ipotesi normativa destinata a non essere mai utilizzata. Che cosa stabilisce l'articolo 44, lettera D? Stabilisce che l'adozione può avvenire in casi particolari nei casi di impossibilità di affidamento preadottivo. Sempre, lo risottolineo, nella mentalità del legislatore riformista del 1983, questa ipotesi si riferisce soltanto al caso in cui sul piano fattuale, e quindi non sul piano di diritto, non si riesca a dare un minore in affidamento preadottivo. Perché? È una cosa molto triste. Ci si è resi conto del fatto che se il minore è portatore di handicap o se il minore è grandicello, c'è una certa difficoltà a identificare per questa persona un nucleo familiare composto appunto da un uomo e da una donna disponibile a richiedere l'affidamento preadottivo. E allora che cosa dice il legislatore dell'83? Consentiamo anche a un single, perché questo tipo di adozione è aperta anche ai soggetti single, comunque di
adottare in caso di impossibilità di fatto, appunto, di affidamento preadottivo questa persona, perché si consente comunque al minore di identificare un caregiver, cioè una persona disponibile sul piano giuridico ad assumersi la responsabilità genitoriale rispetto a questo soggetto. Ecco quindi la fondamentale tripartizione fatta propria dal legislatore del 1983. Cosa resta oggi di questa tripartizione? Come vedremo, la law in action si differenzia notevolmente rispetto alla law in the book. Cerco di andare in maniera molto rapida. C'è una sentenza della Corte Costituzionale italiana, invito soprattutto i più giovani a leggerla, perché la ritengo veramente una sentenza esemplare dei valori, ne parlava prima la professoressa Winkler, che ispirano il nostro sistema normativo. Essenzialmente questa sentenza è espressione di due valori fondamentali. Il primo è il valore del personalismo, cioè la tutela della persona umana quale base del sistema ordinamentale. Il secondo valore è quello della solidarietà nei confronti dei soggetti più deboli. Si tratta di una sentenza che effettua uno scrutinio di legalità costituzionale dell'articolo 314/17 del Codice Civile, una disposizione abrogata, vigente nel 1981, quindi prima dell'entrata in vigore della legge del 1983, che stabiliva quanto segue. Stabiliva che laddove l'adozione, che nel 1981 si chiamava adozione speciale, oggi è l'adozione piena, fosse stata richiesta in presenza di un decreto che pronunciava l'adozione ordinaria, quella che oggi si chiama adozione di maggiorenni, ma che nel 1981 era aperta anche a favore dei soggetti minorenni, allora in presenza di un decreto che pronunciava l'adozione, diciamo, prevista nelle disposizioni tuttora vigenti del Codice Civile, non si poteva più pronunciare l'adozione piena. Il giudice del Tribunale di Torino della Corte d'Appello domanda alla Corte Costituzionale se questa disposizione sia o non sia conforme a Costituzione. Risposta della Corte: questa disposizione, cioè quella che impedisce di pronunciare l'adozione piena a vantaggio del minore, è incostituzionale per contrasto con gli articoli 2, 3, 30, 31 della Carta, perché essa si risolve in una diminuzione di tutela nei confronti del soggetto minore d'età, poiché l'adozione speciale nel 1981, oggi adozione piena, è la tipologia di adozione che più tutela il soggetto minore, quella, giusto per intenderci, che consente la costituzione di un rapporto anche di tipo parentale tra l'adottato e la famiglia dell'adottante, è sempre preferibile, al fine di realizzare l'interesse del minore d'età alla promozione della propria personalità in formazione, cito tra virgolette, la disposizione contenuta nell'articolo 314/17 del Codice Civile era contraria a Costituzione. Perché pongo in evidenza questa sentenza? Vi do gli estremi: 10 febbraio 1981, numero 11 della Corte Costituzionale, è importante e merita ancora oggi, a distanza di tanti anni, di essere posta in evidenza. Perché con essa il giudice costituzionale effettua una precisa scelta assiologica che vincola tanto il legislatore, tanto l'interprete, a identificare anche in relazione alla disciplina adottiva quello statuto adottivo che sia funzionale alla realizzazione del miglior interesse del soggetto minore, quello che soltanto 8 anni dopo, con la Convenzione di New York del 1989, l'articolo 3 avrebbe definito best interest of the child. Ma non è finita qui. Oltre a questa impostazione che è di natura ermeneutica, che vincola l'interprete a identificare l'adozione che più si adatta, che più si funzionalizza all'interesse del minore, occorre mettere in evidenza il riflesso che dal punto di vista pratico-applicativo hanno oggi sulle varie discipline adottive le sentenze della Corte Edu. Mi limiterò a citarne due. La prima, 2014, cosiddetto caso Zhu. Caso Zhu contro Repubblica Italiana. Voi sapete che la caratteristica della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è quella di avere sempre come soggetto convenuto uno Stato nazionale. Che cosa vuol dire? Che i cittadini o le persone
possono chiamare in giudizio davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo uno Stato nazionale al fine di chiedere un risarcimento o comunque una pronuncia relativa alla tutela dei diritti previsti nella Carta europea dei diritti dell'uomo. Nel caso di specie, la disposizione alla quale facciamo riferimento è l'articolo 8 della Carta europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto alla tutela della propria vita privata e della propria vita familiare. La signora Zhu si è vista togliere i propri figli all'esito di una sentenza del Tribunale minorile italiano che nel caso di specie aveva ritenuto sussistere uno stato di abbandono rispetto a questi figli minori. Cosa era successo nel concreto? La signora Zhu era una signora cinese, comunque non sono sicuro che fosse cinese, era una signora orientale. Dice, adesso non ricordo esattamente, gli atti del procedimento ci consentono di dire che questa signora lavorasse per un quantitativo di ore al giorno molto elevato, che non le consentiva di educare i figli, quindi di dedicare alla funzione educativa un numero di ore sufficienti, tant'è vero che questi bambini venivano lasciati sostanzialmente per tutto il giorno ai vicini di casa della signora. La signora che cosa dice? In questo caso la sentenza che pronuncia l'adozione piena, quindi quella che recide, elimina il rapporto di filiazione tra la mamma e i figli, è un rimedio troppo incisivo e in quanto tale lesivo dei diritti riconosciuti dall'articolo 8 della Carta europea dei diritti dell'uomo e conseguentemente chiede alla Corte europea dei diritti dell'uomo di censurare il comportamento della Repubblica Italiana. Qual è la posizione della Corte con questa sentenza del 2014? La Corte reputa che l'interpretazione fatta dal giudice italiano, quella che appunto si è risolta in una pronuncia di adozione piena, sia non necessaria e sproporzionata e conseguentemente indica al giudice interno, lo specifico al giudice italiano, un nuovo obiettivo teleologico, cioè quello di utilizzare tra i due modelli adottivi, l'adozione piena e l'adozione in casi particolari, con preferenza proprio l'adozione in casi particolari, cioè quella di cui è all'articolo 44 e seguenti della legge delle adozioni. In particolare, sulla base di questa sentenza, viene stabilito che lo stato di adottabilità deve essere pronunciato dal giudice interno solo e soltanto nel caso in cui lo stato di abbandono sia assoluto e irrimediabile, per esempio il caso di abusi sessuali ai danni del bambino o il caso ancora più evidente in cui il minore sia stato abbandonato da parte dei propri genitori. All'opposto, in tutti i casi in cui sussista un rapporto meritevole, un rapporto affettivo meritevole di tutela tra il bambino e il minore, lo strumento adottivo da preferirsi è quello dell'adozione in casi particolari. Perché? Perché questo tipo di strumento consente di mantenere da una parte il rapporto con la famiglia originaria e dall'altra parte di costituire un nuovo rapporto con il soggetto adottante. Stessa linea interpretativa viene fatta proprio dalla Corte europea dei diritti dell'uomo anche l'anno dopo, con la sentenza SH contro Italia del 2015. In questo caso la madre era una persona soggetta ad una forte depressione. Dagli atti procedimentali si leggono anche fatti particolarmente crudi, cioè che i bambini in un determinato momento di incapacità della mamma avevano ingerito degli psicofarmaci che la madre aveva lasciato in giro per casa, quindi è sicuramente una situazione di grossa difficoltà della madre ad esercitare la propria funzione educativa, ma anche in questo caso, sulla base delle circostanze che caratterizzano il caso concreto, la Corte sanziona la Repubblica Italiana per violazione dell'articolo 8 della Carta europea dei diritti dell'uomo, in quanto l'intervento del giudice minorile che ha portato alla pronuncia di adozione piena viene reputato essere non proporzionato e conseguentemente non conforme al diritto sancito dall'articolo 8 del Trattato internazionale. Questo che cosa ha portato oggi a ritenere? Che al di là del testo di legge, la tipologia adottiva da preferirsi rispetto all'adozione dei soggetti minori sia proprio quella dell'adozione in casi particolari. Una tipologia adottiva, se andate a vedervi il testo della legge, l'articolo, sto andando troppo... No, non ti preoccupare perché poi...
Ok, ho ancora 5 minuti? Ok. Se andate a vedervi il disposto degli articoli 44 e seguenti, l'adozione in casi particolari è un'adozione che si poggia sul piano normativo al disposto dell'adozione di maggiorenne e quindi, come dicevo, per un verso non recide i rapporti con la famiglia originaria, per altro verso aggiunge ai rapporti previsti, ai rapporti giuridici parentali previsti tra il minore e la famiglia originaria, quelli nuovi che si costituiscono all'esito dell'adozione in casi particolari. Vado molto rapidamente per mettere in evidenza qual è secondo me il profilo evolutivo di maggior impatto. Riguarda lo statuto normativo che oggi caratterizza l'adozione in casi particolari. Perché? Perché ci sono state due sentenze, la numero 32 e la numero 33 del 2021 della Corte Costituzionale, che si sono pronunciate sul tema del riconoscimento del rapporto di filiazione del figlio di coppia same-sex nato a seguito di procreazione medicalmente assistita. Che cosa ha fatto? Ve lo dico molto rapidamente, in queste due sentenze la Corte Costituzionale ha dichiarato la questione non fondata, invitando però il legislatore a introdurre un regime di tutela concreto ed effettivo per il figlio nato grazie a procreazione medicalmente assistita all'estero da coppia same-sex. Il legislatore non ha ottemperato a questa richiesta della Corte Costituzionale, che è tornata a pronunziarsi sullo stesso argomento con la sentenza numero 79 del 2022 e che cosa ha detto? Ha detto, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 55 legge adozioni nella parte in cui rinvia all'articolo 300,2 del Codice Civile, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa disposizione e di riflesso ha stabilito che anche con riferimento all'adozione in casi particolari si costituisca il rapporto di parentela tra l'adottante e l'adottato. Qual è quindi l'effetto? Proviamo a rifletterci. Immaginiamoci il caso fatto prima di cui all'articolo 44 lettera B, cioè l'adozione che viene posta in essere da parte del nuovo compagno della madre. Abbiamo un primo rapporto di filiazione che lega il padre biologico al figlio, un secondo rapporto di filiazione che lega la madre al figlio. All'esito di questa pronuncia della Corte Costituzionale, che conseguentemente ammette la costituzione di un nuovo rapporto di filiazione e un nuovo rapporto di parentela tra l'adottante in casi particolari e il minore, abbiamo la possibilità, mai vista all'interno dell'ordinamento italiano fino ad oggi, di avere un bambino, in questo caso un minore, legato da una pluralità di rapporti parentali con più soggetti, in questo caso il padre biologico, la madre biologica e, buon ultimo, il padre adottivo. Ecco, quanto ho appena detto non è una mia speculazione astratta, ma è addirittura già stato affermato, già stato sancito da una sentenza, per essere più precisi, da un'ordinanza della Corte di Cassazione. Se la volete leggere, ordinanza 5 aprile 2022, numero 10.989. Una sentenza che cassa la sentenza della Corte d'Appello e afferma testualmente: nel caso concreto, in conformità della sentenza della Corte Costituzionale richiamata, la 79 del 2022, l'adozione da parte del ricorrente della figlia della moglie realizza appieno il preminente interesse della minore, anche attraverso la creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo e dunque, attenzione a questo passaggio, sulla base della coesistenza dei legami sia con la famiglia di quest'ultima, sia con quelli della famiglia del padre biologico. Che cosa vuol dire quindi? Che forse, e questo è un tema interessante da studiare che porto alla vostra attenzione, anche nell'ordinamento italiano, alla stregua di altri sistemi ordinamentali, per esempio quello brasiliano, ho fatto una ricerca e ho visto che questo aspetto in Brasile è noto ai tribunali a partire dal 2016, perché il Tribunale Supremo ha ammesso questa possibilità, che un minore, all'esito dell'adozione in casi particolari, possa avere un papà biologico, una madre biologica, un nuovo padre adottivo e, vista la sentenza
numero 79 del 2022, anche tutti i legami parentali che da questi rapporti derivano e conseguentemente avere, nel caso di cui abbiamo parlato, poter avere per esempio 6 nonni e quindi la possibilità di subentrare sul piano successorio a tutti questi soggetti. E altro esempio, giusto per complicare ancora di più il caso. Cosa succede nel caso in cui la seconda coppia scoppi e la madre si risposi con un terzo uomo? Beh, in questo caso ci saranno 4 genitori e addirittura 8 nonni. Potete capire che cosa questo comporti per un sistema quale il nostro, che negli articoli 29 e seguenti della Carta Costituzionale fotografa una famiglia rigidamente biparentale, e come queste disposizioni costituzionali oggi si debbano legare col disposto dell'articolo 2 della Costituzione, che invece nell'aprire il campo alle formazioni sociali in cui le persone svolgono la loro personalità, ci può forse oggi portare a parlare di, anche nel nostro ordinamento, di famiglie plurigenitoriali, ma su questo lascio a voi la riflessione. Vi ringrazio dell'attenzione. Allora, lascio la parola al professor Deana, che voi sicuramente conoscete già, ma forse non sapete ancora che il professor Deana è un esperto di diritto di famiglia, a cui peraltro è dedicato anche la sua monografia, e naturalmente lui se ne occupa in prospettiva europea. E il suo intervento, mi limito a dire il titolo, a questo punto sarà dedicato alla libera circolazione della famiglia omoaffettiva nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Gli lascio subito la parola. Grazie. Mi hai messo in difficoltà perché se io adesso dovessi finire in tempo, dovresti rimangiarti la promessa di iniziare domani la lezione più tardi. Ah, perché ci sono anche le riflessioni conclusive. Ah, ok. Ok. Allora, quello è un diritto quesito dei tuoi studenti che non si può più rimangiare. Si torna indietro. Benissimo. Allora, venendo alla relazione, io cerco di rispondere a una domanda che è abbastanza anche semplice come domanda, ma presuppone una risposta, richiede una risposta che tanto semplice non è. Esercitare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea, secondo le regole attualmente vigenti nell'ordinamento dell'Unione, tutela quella pluralità di modelli familiari che il titolo dell'incontro di oggi evidenzia, perché i 27 Stati membri disciplinano modelli familiari anche abbastanza diversi tra di loro, e quindi contribuisce a favorire l'esercizio della libera circolazione, oppure il diritto dell'Unione Europea odierno ostacola in qualche modo o disincentiva la libera circolazione delle famiglie? Qual è la ragione di questa domanda? La ragione di questa domanda è che quando una persona si muove verso un altro ordinamento, presenta al cospetto di questo ordinamento e delle leggi di quell'ordinamento la propria famiglia, e non è detto che la propria famiglia, costituita nel proprio paese di provenienza, secondo le leggi del proprio paese di provenienza, sia necessariamente ben voluta dalle leggi, dalle norme dell'ordinamento di destinazione. E quindi si possono verificare dei casi in cui ciò che viene considerato valido e validamente costituito in uno Stato non sia considerato altrettanto valido e validamente costituito, o quantomeno meritevole di riconoscimento, in altri ordinamenti, sempre all'interno di questa associazione di Stati che si basa su valori comuni e su, diciamo, punti di contatto piuttosto forti. Ciò nonostante si possono verificare questo tipo di situazioni. Svolgo alcune premesse prima di provare a dare una risposta a questa domanda. La prima premessa è che il diritto alla libera circolazione, questo chiunque abbia frequentato un corso di diritto dell'Unione Europea lo deve sapere, il diritto alla libera circolazione delle persone è un diritto fondamentale nell'ordinamento dell'Unione. Ed è un diritto fondamentale che l'Unione attribuisce ai propri cittadini, ma che estende anche ai familiari dei cittadini europei, in modo che se un cittadino europeo decide di esercitare questo diritto fondamentale non debba pagare come prezzo, come conseguenza negativa, quello di doversi separare dalla propria famiglia. Come si esercita in concreto il diritto alla libera circolazione? Non lo dicono i trattati istitutivi dell'Unione Europea, lo dice una direttiva, oggi o meno lo dice una direttiva, la direttiva 38 del 2004. Quindi
chi può beneficiare della libera circolazione, in quali condizioni e con quali limitazioni, ce lo dice una direttiva, la direttiva 38 del 2004. Questa direttiva in linea di principio si applica solamente ai cittadini che si trasferiscono verso uno Stato di cui non sono cittadini nazionali, ma la Corte di Giustizia applica in via analogica la direttiva 38 anche a casi ulteriori, utilizzando come diciamo, traino per questa attività espansiva di applicazione della normativa contenuta nella direttiva 38, gli articoli 20 e 21 del Trattato sul funzionamento. Quindi oggi la direttiva 38 si applica anche a situazioni in cui un cittadino che già si trova in un altro Stato membro torna verso il proprio paese di origine. Quarta e ultima considerazione preliminare. Le disposizioni della direttiva 38 devono essere applicate e interpretate conformemente ai diritti fondamentali tutelati dalla Carta di Nizza e in particolare, per quanto ci interessa oggi, il diritto alla vita privata e familiare, articolo 7 della Carta, il diritto a non essere discriminati anche in base all'orientamento sessuale, articolo 21 della Carta, e quando la fattispecie coinvolge un minore, la direttiva 38 deve essere interpretata e applicata anche alla luce dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali, che esprime quel principio che è stato citato prima dagli altri relatori, il principio del superiore interesse del minore. Quindi ogni decisione che riguardi un minore deve essere calibrata e, diciamo così, applicata perseguendo l'interesse, in via prioritaria, l'interesse superiore del minore. Quindi, fatte queste premesse, l'analisi della normativa contenuta nella direttiva ci consente di dire che le famiglie omoaffettive, cioè quelle composte attorno a un'unione coniugale o no, non importa, di due persone dello stesso sesso, quindi ci consente di dire che questa direttiva facilita la circolazione di queste famiglie omoaffettive oppure no? Allora, dobbiamo esaminare 3 casi diversi. In realtà ne volevo esaminare 4, ma non penso che ci sarà il tempo. Rimaniamo a 3 casi che riguardano familiari appartenenti alla cerchia stretta dei familiari disciplinata dall'articolo 2 della direttiva 38. Quindi il coniuge del cittadino dell'Unione Europea che si sposta, il partner registrato del cittadino europeo che si sposta e i figli, cioè i discendenti diretti minori di 21 anni o comunque a carico del cittadino europeo che si sposta. Per queste 3 categorie di familiari stretti esiste un diritto automatico, okay, a trasferirsi assieme al proprio familiare o raggiungere nel momento successivo il proprio familiare. Quindi un diritto automatico a circolare e a soggiornare sul territorio dello Stato ospitante. Se leggete l'articolo 2 della direttiva 38 non trovate nessun tipo di riferimento a quello che deve essere il sesso o l'orientamento sessuale del coniuge, del partner e dei genitori di questi figli che desiderano circolare assieme ai propri familiari. Quindi sono concetti neutri dal punto di vista del genere e dal punto di vista dell'orientamento sessuale. Gli Stati membri, quindi nel recepire e attuare la direttiva nel proprio ordinamento, si sono sentiti liberi di dare a questi termini l'interpretazione che più hanno, diciamo, condiviso. Cioè, ci sono alcuni Stati che hanno detto ah, ok, allora estendiamo questa libertà di circolazione anche alle famiglie omoaffettive, altri Stati dicendo ma la direttiva non ci obbliga a farlo, hanno previsto invece normative che non estendono a queste famiglie la libera circolazione. Quindi molti matrimoni, molte unioni civili validamente celebrate all'estero non sono state considerate valide ai fini della direttiva 38, nonostante la direttiva 38 abbia un considerando, che è il numero 31, che dice proprio che le norme della direttiva devono essere interpretate senza alcuna discriminazione in base all'orientamento sessuale. Questa scelta operata dagli Stati che hanno detto no, noi ci chiudiamo verso questi modelli omoaffettivi che non condividiamo, che non prevediamo all'interno del nostro diritto sostanziale, hanno agito correttamente oppure
agendo così hanno violato dei principi di diritto dell'Unione Europea. La Corte di Giustizia dice non avete agito correttamente. Cioè il fatto che la direttiva 38 fosse neutra nel definire il coniuge, il partner registrato, non vi dà la libertà di escludere questi soggetti dal beneficiare delle norme sulla libera circolazione, ma al contrario vi obbliga a includere anche questi soggetti tra i beneficiari della normativa. E questa conferma ci arriva anzitutto da una sentenza del 2018 relativa alla circolazione del coniuge dello stesso sesso del cittadino europeo. In questo caso è il caso Coman, il numero della causa per chi volesse recuperare la sentenza è C673 del 2016. I fatti della causa sono questi. Coman è un cittadino rumeno che si è trasferito per un certo periodo di tempo in Belgio. Durante questa permanenza nello Stato ospitante ha contratto un matrimonio con una persona del suo stesso sesso. Dopo un po' di tempo ha deciso di fare ritorno nel proprio paese di origine, la Romania, e lì ha chiesto che il suo rapporto coniugale venisse riconosciuto per consentire al proprio coniuge, tra l'altro cittadino extra UE, di soggiornare legalmente sul territorio dello Stato rumeno. Le autorità rumene, basandosi sul fatto che il diritto rumeno non contempla il matrimonio tra persone dello stesso sesso, hanno negato il riconoscimento del matrimonio same-sex celebrato in Belgio. Questo provvedimento è stato impugnato da Coman davanti al giudice amministrativo rumeno e da lì si è arrivati a un rinvio pregiudiziale che ha portato la Corte di Giustizia dell'Unione Europea a esprimere questo principio. La neutralità del termine coniuge contenuto nell'articolo 2 della direttiva 38 non consente allo Stato membro di escludere il coniuge same-sex, ma al contrario obbliga lo Stato membro di estendere al coniuge same-sex le norme sulla libera circolazione contenute nella direttiva 38. Quindi la norma interna rumena che nega il diritto di ingresso e di soggiorno sulla base del fatto che nel diritto rumeno il matrimonio same-sex non esiste, lede sostanzialmente la direttiva e quindi non può trovare applicazione. Al coniuge same-sex quindi devono essere garantiti gli stessi diritti di circolazione previsti per il coniuge eterosessuale, quindi ingresso, soggiorno e tutta una serie di diritti che fungono da corollario al diritto di soggiorno, quindi il diritto ad esempio di cercare lavoro, il diritto di trovare lavoro in condizioni di non discriminazione, eccetera. Due limiti che però la Corte di Giustizia pone al diritto alla libera circolazione del coniuge same-sex. Sì, la sentenza della Corte di Giustizia che risponde alla richiesta di interpretazione del giudice rumeno. L'indicazione che la Corte di Giustizia dà al giudice rumeno è devi interpretare il concetto di coniuge in senso estensivo, quindi includendo anche il coniuge same-sex, però, dice la Corte di Giustizia, è importante che questo matrimonio tra persone dello stesso sesso si sia celebrato in uno Stato membro dell'Unione Europea e durante un periodo di permanenza genuina sul territorio di quello Stato. Ora, queste due limitazioni sono state fortemente criticate dalla dottrina. C'è chi dice, ma com'è possibile estendere il diritto alla libera circolazione solo al coniuge che hai sposato in uno Stato membro, privando invece il coniuge del cittadino europeo che è stato sposato in uno Stato terzo dello stesso diritto? Si viene a creare una discriminazione tra cittadini europei in base a dove hanno contratto il matrimonio same-sex. La seconda critica è rivolta a questo criterio della permanenza genuina all'interno di uno Stato ospitante. Può essere considerata in fondo una restrizione alla libera circolazione perché richiede che tu abbia contratto il tuo matrimonio solo dopo aver risieduto sul territorio dello Stato ospitante per un certo periodo di tempo. Ora, io non vedo queste due limitazioni come qualcosa di necessariamente irragionevole e sbagliato.
soprattutto per quanto riguarda la seconda, cioè il periodo di residenza prolungato nello Stato membro ospitante prima di poter vantare la validità del tuo matrimonio same-sex. Perché la logica, secondo me, dietro questa limitazione è evitare l'abuso del diritto dell'Unione Europea. Se noi dicessimo qualunque matrimonio same-sex celebrato tra un cittadino dell'Unione Europea e un altro cittadino in un altro Stato membro, anche durante una permanenza di un giorno, 6 ore, il tempo necessario di celebrare le nozze e tornare nel proprio paese di origine, aprirebbe le porte a un abuso del diritto dell'Unione Europea, perché significa che tu sfrutti il diritto dell'Unione per fare qualcosa che a casa tua non è consentito, ma in un altro paese sì, poi torni nel tuo paese e dici: io ho fatto questo, l'ho fatto durante l'esercizio del mio diritto alla libera circolazione, adesso me lo dovete riconoscere. L'abuso del diritto dell'Unione Europea non è qualcosa che è stato inventato da me o è stato introdotto nella sentenza Coman, è qualcosa che affonda le sue radici la giurisprudenza della Corte di Giustizia ben antecedente a questa, e secondo me, pur non dicendolo in modo esplicito, la Corte di Giustizia ha ragionato secondo questo schema. Non possiamo consentire ai nostri cittadini di aggirare le limitazioni del proprio diritto nazionale sostanziale di famiglia sfruttando l'esercizio della libera circolazione delle persone. Quindi questa critica, a mio modo di vedere, l'ho scritto anche nel libro, non è una critica particolarmente fondata, però mi rendo conto che è qualcosa che limita le possibilità per i diritti dei cittadini europei, però non vuol dire neanche che se uno è cittadino europeo può fare necessariamente tutto quello che vuole. Seconda categoria, il partner registrato. Qui la normativa della direttiva 38 è ancora più restrittiva perché prevede che il partner registrato possa sfruttare i diritti di libera circolazione quando soddisfa 3 condizioni cumulative, quindi non alternative. Tutte e 3 le condizioni devono essere soddisfatte. Allora, il partner registrato circola liberamente quando l'unione civile che lo vede coinvolto è stata celebrata secondo la normativa di uno Stato membro. Quindi qua la direttiva lo dice chiaro e tondo: il rapporto familiare deve essersi costituito all'interno di uno Stato membro. Seconda condizione: quando ti rivolgi a uno Stato ospitante chiedendo che ti venga riconosciuto il tuo rapporto di partner registrato, lo Stato ospitante è tenuto a riconoscerti questo status se equipara, secondo la sua legislazione nazionale, l'unione civile al matrimonio. Terza condizione: l'unione civile di cui si chiede il riconoscimento deve soddisfare eventuali condizioni previste dalla legislazione dello Stato nazionale ospitante. Ad esempio, lo Stato ospitante potrebbe dire: per noi non possono esistere unioni civili tra consanguinei, quello che diceva il professor Mazzanti nella sua premessa. O non possono esserci unioni civili, per quanto validamente celebrate all'estero, che non escludono la celebrazione di un'altra unione civile o di un matrimonio con un'altra persona. Okay? Quindi gli Stati sono piuttosto liberi nel definire delle caratteristiche che l'unione civile celebrata all'estero deve possedere per poter essere riconosciuta nello Stato ospitante. Una riflessione su questa clausola di equivalenza che è diciamo, costituita dalla seconda condizione, l'equiparazione al matrimonio nello Stato ospitante. C'è qualcuno che dice è una condizione che non ha senso e andrebbe abolita. C'è qualcuno che dice questa condizione non è neppure conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che non si è mai pronunciata su questo articolo in particolare. Era stata presentata una domanda di rinvio pregiudiziale per chiedere cosa vuol dire unione civile equivalente al matrimonio, però poi il giudice nazionale ha ritirato la sua domanda di rinvio pregiudiziale, quindi non è stato mai deciso a questo punto dalla Corte di Giustizia. Ma qualcuno dice, attenzione, la Corte di Giustizia ha già paragonato le unioni civili al matrimonio quando in uno Stato membro la forma più alta di tutela che una coppia same-sex può raggiungere è quella dell'unione civile. Ma questo è un principio che la Corte di Giustizia ha espresso non in relazione alla direttiva 38, ma in relazione alla direttiva 78 del 2000,
che è quella che vieta le discriminazioni in base anche all'orientamento sessuale nelle condizioni di accesso al lavoro e nelle condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa subordinata. Quindi il caso, che è il caso HAY, H-A-Y, sostanzialmente era stato deciso dalla Corte di Giustizia in questo modo. In Francia le coppie omosessuali possono al massimo ambire a concludere un'unione registrata e non quindi il matrimonio? Bene, se questo è il massimo di tutela che possono avere, nel momento in cui qualcuno conclude un'unione registrata, dovrebbe beneficiare degli stessi diritti che la legge francese prevede per il neoconiuge per quanto riguarda tutto ciò che ha a che fare con il rapporto di lavoro subordinato, compreso, come nel caso di specie, il godimento del congedo matrimoniale. Quindi sostanzialmente puoi andare a fare il viaggio di nozze, anche se non hai celebrato delle nozze, ma un'unione registrata. Quindi c'è qualcuno che dice, secondo il principio della sentenza HAY, dovremmo applicare la stessa cosa nel contesto dell'articolo 2 della direttiva 38 e quindi sostanzialmente dire che la clausola di equivalenza va ignorata o quantomeno dobbiamo considerarla automaticamente soddisfatta quando nel paese di provenienza la forma massima di tutela legale, formale, che una coppia omosessuale può guadagnarsi è quello dell'unione registrata e non del matrimonio. Terza categoria, e chiudo, i figli di coppie dello stesso sesso. Quindi i discendenti minori di 21 anni o a carico di genitori dello stesso sesso possono beneficiare della libera circolazione in quanto figli, oppure lo possono fare solamente i figli di coppie eterosessuali. Qui la sentenza c'è della Corte di Giustizia, una sentenza piuttosto recente del dicembre del 2021, il caso è VMA, sono le iniziali di una delle due madri di questa bambina che si chiamava invece Sofia, o Sara? Non mi ricordo, Sara, forse Baby Sara, è conosciuto anche come Baby Sara questo caso. Vabbè, insomma, questa ragazzetta bambina, nata da due madri in Spagna, la prima madre è bulgara, la seconda madre, mi pare ricordare fosse britannica, vogliono ottenere, hanno quindi l'atto di nascita spagnolo con l'indicazione di madre 1 e madre, non madre 2, madre 1 e madre, vogliono ottenere il documento di identità bulgaro perché la bambina ha anche la cittadinanza bulgara presa dalla madre numero 1. Quindi presentano alle autorità bulgare il certificato di nascita spagnolo con indicazione delle due madri e le autorità bulgare dicono per noi due madri non esistono rispetto a un figlio, questa è una cosa che va contro il nostro ordine pubblico e quindi noi non ti rilasciamo nessun certificato di nascita, nessun certificato che trascrive l'atto di nascita spagnolo e quindi non ti diamo il documento di identità bulgara. La cosa viene ugualmente impugnata davanti ai giudici amministrativi del Paese membro, la questione finisce davanti alla Corte di Giustizia e la Corte di Giustizia esprime il solito principio. Il legame familiare validamente concluso in uno Stato membro nel rispetto quindi della legislazione di quello Stato deve essere riconosciuto come altrettanto valido in tutti gli altri Stati membri dell'Unione Europea, se serve per facilitare l'esercizio, se serve per consentire l'esercizio della libera circolazione. Quindi divieto assoluto di negare la rilevanza dell'atto di nascita spagnolo e obbligo non di introdurre la filiazione rispetto a coppie omosessuali nel diritto bulgaro, ma l'obbligo di consentire l'ingresso della filiazione con due genitori same sex nell'ordinamento bulgaro quando questa filiazione sia stabilita in un altro Stato membro. E quindi il rapporto di filiazione tra quella bambina e le sue due madri deve essere considerato valido, pienamente valido anche in Bulgaria. La Bulgaria deve rilasciare il documento in favore della minorenne e se questa un domani decidesse di tornare in Bulgaria rientrando dalla Spagna, avrebbe tutto il diritto di portare con sé entrambe le madri, nonostante il diritto bulgaro non accetti il concetto di
formazione di un rapporto familiare tra un minore e due genitori dello stesso sesso. Qual è la ratio di questo principio elaborato dalla Corte di Giustizia? Che se noi dobbiamo garantire il diritto alla vita privata e familiare, se dobbiamo garantire il divieto di discriminazione in base all'orientamento sessuale, se dobbiamo garantire l'interesse superiore del minore, il diritto di circolazione di un minore deve comprendere il diritto a condurre una vita familiare normale, che per un minore significa essere sempre accompagnato da entrambi i genitori e non solamente dal genitore con cui ha un rapporto biologico. Cosa che accomuna la sentenza DNA alla sentenza Coman è, attenzione, l'obbligo di riconoscimento è strettamente circoscritto al godimento dei diritti di libera circolazione. Questo significa che per qualunque cosa esuli dal beneficiare del diritto alla circolazione e al soggiorno e ai diritti strettamente connessi, non c'è nessun obbligo imposto dal diritto dell'Unione Europea agli Stati membri di riconoscere la validità di quel rapporto. Poi però ci soccorre la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo che dice: questo non significa che la famiglia omoaffettiva non debba ricevere nessun tipo di riconoscimento giuridico, significa che non necessariamente lo Stato membro di destinazione deve riconoscere lo stesso identico tipo di rapporto familiare, ma una qualche forma di tutela giuridica deve essere sempre garantita. Scelga lo Stato di destinazione quale garantire, purché sia una forma di tutela idonea. Quindi, per tutto quello che riguarda la libertà di circolazione, lo status familiare deve essere riconosciuto esattamente in modo identico a come è stato qualificato nell'ordinamento di Costituzione. Per tutto ciò che esula dalla circolazione e dal diritto di soggiorno, gli Stati membri sono ancora liberi di calibrare le tutele fornite alle famiglie omoaffettive in base a quanto ritenuto opportuno caso per caso. Quindi c'è effettivamente una tutela alle famiglie omoaffettive e alla libera circolazione delle famiglie omoaffettive? Sì, c'è, non certo grazie al legislatore dell'Unione Europea, nonostante il Parlamento si sia più volte espresso a favore di una riforma della normativa, nonostante più volte il commissario europeo o addirittura anche la Presidente von der Leyen abbiano detto quello che è valido in un posto deve essere valido ovunque all'interno dell'Unione Europea, sempre e comunque. Nonostante questo, non è mai stato fatto nulla se non dalla Corte di Giustizia attraverso queste sentenze interpretative che hanno ampliato l'ambito di applicazione della direttiva 38, includendo anche le famiglie omoaffettive. È una tutela forte? Nì, perché se poi andate a vedere cosa è successo alla famiglia Coman in Romania dopo che c'è stata la sentenza della Corte di Giustizia, al signor Hamilton, il marito del signor Coman, non è stato dato il permesso di soggiorno, nonostante la sentenza della Corte di Giustizia imponesse questo alle autorità rumene, tant'è che adesso sono davanti alla Corte di Strasburgo con ricorso pendente, dovranno aspettare quei 4, 5, 6 anni prima forse di ricevere il risarcimento del danno. Ecco, quindi è una tutela astrattamente forte, concretamente no. Se però anche fosse scritto nella direttiva 38 che anche alle famiglie same sex queste tutele devono essere garantite, la tutela probabilmente sarebbe ugualmente forte o non forte, perché gli Stati membri possono violare anche il diritto scritto dell'Unione Europea. Poi si aprono le procedure di infrazione, ma i miei studenti sanno che la procedura di infrazione ha dei limiti evidenti e non c'è comunque la forza coercitiva di imporre agli Stati membri di fare qualcosa o di non farlo. Quindi queste sono le tutele. Un po' ci sono, ma come vedete gli Stati membri continuano ancora a seguire più l'inclinazione nazionale rispetto a quella sovranazionale. Ringrazio soltanto. Credo che ci sia proprio un problema di enforcement a questo punto, anche a Sì, fronte quello di c'è dappertutto. soluzioni offerte a livello sovranazionale anche. Non dico nient'altro e lascio subito la parola alla professoressa Bergamini, che è professoressa ordinaria di diritto dell'Unione Europea presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine, e lascio subito la parola per le riflessioni conclusive. Allora, grazie mille alle organizzatrici per avermi coinvolto, mi fa molto piacere poter trattare questi temi. Non è facile fare delle conclusioni, cercherò comunque di essere breve perché sono consapevole che abbiamo sforato le tempistiche che erano state prospettate.
E allora parto con una considerazione. In realtà mi sono resa conto, ahimè, che sono 20 anni che mi occupo di diritto di famiglia dell'Unione Europea, che il tempo passa, che sono passati più di 10 anni da quando ho pubblicato una monografia, però non sono cambiate tante cose, devo dire, perché la mia monografia del 2012 già conteneva tutta una serie di principi, di problematiche di cui stiamo ancora discutendo oggi. Quindi è vero che la questione dei modelli familiari, dei paradigmi familiari, non è assolutamente una questione superata. Ricordo un convegno di Ferrara, quei convegni annuali, proprio sul paradigma eterosessuale del matrimonio, su cui si è discusso tanto e noi siamo ancora qui che ci stiamo interrogando su quelli che sono i limiti e le previsioni. E secondo me qui gli spunti sono stati molti, quindi io dirò soltanto 3 cose. Allora, il discorso solidarietà mi ha fatto tornare in mente, affrontato colleghe Pasquili e Winkler, e mi ha fatto tornare in mente una sentenza del Tribunale dell'Unione Europea di appello sul Tribunale della Funzione Pubblica, che era il caso Rod-Wisten, ho controllato esattamente, nel quale in realtà ancora nel 2009, per quello dico le cose non sono cambiate tanto, si diceva che un partenariato, chiamiamolo, il termine dei Paesi Bassi è Samenlevingsovereenkomst, non mi chiedete una traduzione specifica, ma che è qualcosa di serie C, se noi vogliamo fare una classifica, volendo ritenere il matrimonio di serie A un partenariato registrato di serie B, questa è una forma minore di modalità di convivenza, però regolamentata con un contratto, con delle previsioni, con degli obblighi solidaristici all'interno. Il Tribunale dell'Unione Europea l'aveva ritenuto già meritevole di una tutela equiparata a quella della famiglia fondata sul matrimonio, alla quale equiparava anche il partenariato registrato, ma equiparava anche questa ulteriore struttura, che addirittura è una struttura, un modello di solidarietà familiare che può esserci fra più di 2 persone. E qui mi ricollego a quello che diceva il collega Massanti all'inizio sull'ultimo tabù, che è quello dei nuclei familiari composti da relazioni affettive di più di 2 soggetti. Questo è una forma di tutela non pensata in realtà per famiglie poligamiche, però pensata comunque per forme diverse di solidarietà fra parte di soggetti anche di sesso uguale o opposto e anche più di 2. E quindi questo ci fa capire come l'Unione Europea in realtà, almeno nel tutelare i propri funzionari e garantire parità di diritti, fosse già avanti 15 anni fa. L'altra considerazione è che l'Unione Europea effettivamente sembra essersi un po' fermata. Qualche cenno c'è stato nelle relazioni precedenti a quelle che erano magari delle proposte che sono adesso in discussione. Qui, collegandomi anche all'ultima relazione, secondo me la cosa più interessante da ricordare è che noi abbiamo ancora nel limbo una proposta di regolamento che temo resterà a lungo nel limbo, di regolamento che prevederebbe delle regole comuni in materia di filiazione. Quella sì che cambierebbe. Io parlo di regole comuni, scusate, di diritto internazionale privato, perché come prima è stato evocato, quello è più, diciamo, il tema di cui mi sono occupata. Però regole comuni di internazionale privato vuol dire riconoscimento del rapporto di filiazione creato nello Stato A in tutti gli Stati che fanno parte del regolamento. Bellissima proposta, supererebbe i problemi, probabilmente resterà una proposta. È una proposta del 2022 e per di più una proposta che viene approvata mediante consultazione. Quindi, come prima giustamente sottolineava Francesco, il collega Diana, il Parlamento europeo è sempre stato molto attento a queste problematiche, però qui il Parlamento europeo non può fare niente, non ha un ruolo attivo, non ha la possibilità di adottare, non è un co-legislatore, quindi anche se il Parlamento europeo è favorevole, la proposta dal 2022 in cui è stata presentata è ancora nella fase in cui ogni tanto arrivano le reazioni dei governi e parlamenti nazionali, di cui si prende atto e resta lì.
sarebbe una proposta che risolverebbe almeno il problema della filiazione, non risolverebbe a monte le altre problematiche delle coppie, perché l'Unione Europea si occupa più del momento della crisi della coppia, paradossalmente, che del momento della coppia felice, almeno dal punto di vista del riconoscimento internazionale privatistico. Quindi riconosciamo i divorzi, però i matrimoni non necessariamente, qui ci sarebbe da discutere. E c'è anche una proposta invece sempre collegata alla questione solidarietà, che è quella sugli adulti vulnerabili, e quella secondo me invece è molto interessante alla luce di quello che si diceva anche negli altri interventi, correlato al fatto che il concetto di famiglia non è soltanto i discendenti, ma è anche a monte gli ascendenti. E noi abbiamo degli strumenti di tutela nei vari stati completamente diversi. Vi cito, ma più a livello di aneddoto, io lavorando professionalmente come notaio, mi è capitato recentemente in mano un testamento biologico redatto nei Paesi Bassi, e sul momento mi sono detta: perché mi danno copia di questo testamento biologico redatto nei Paesi Bassi da utilizzare per l'atto notarile di vendita di un immobile? Perché in realtà nelle 20 pagine di quello che loro chiamano testamento biologico c'erano anche una serie di poteri, di procure, di deleghe di poteri a gestire i beni anche nel caso di propria futura completa incapacità. Quindi è il loro concetto di tutela dell'adulto vulnerabile, che comprende indicazioni anche sanitarie, ma anche indicazioni sulla gestione del patrimonio, sulle forme di assistenza, quindi, e questo in realtà è qualcosa, ad esempio, che il nostro ordinamento non contempla. Noi possiamo avere una procura e il giudice può dire: se è incapace la procura viene revocata. E quindi tutto quello invece che è il profilo solidaristico di tutela dell'adulto vulnerabile è ancora scoperto, ma è un altro profilo, con l'invecchiamento che c'è della popolazione, probabilmente forse statisticamente molto rilevante, più di quello che vorremmo che fosse. L'ultima considerazione, e poi mi fermo, mi dispiace non riuscire ad approfondire perché ci sarebbero tante cose interessanti anche sul tema dell'adozione da dire, però purtroppo il tempo è poco e non voglio rubarne altro. È quando si diceva famiglia in senso ampio. A me è venuto in mente un altro esempio di concetto di famiglia o relazioni familiari in senso ampio, in un settore completamente diverso. Perché? Perché recentemente c'è una proposta, che non ancora proposta perché non ha ancora il numero di approvazione e la formalizzazione, di direttiva sulla lotta alla violenza domestica, e violenza di genere e violenza domestica. Che cosa è interessante? Lo guardavo proprio recentemente approfondendo, che lì la nozione di famiglia è una nozione che non si basa solo sulla famiglia fondata sul matrimonio, e questo ci mancherebbe, perché la violenza domestica può avvenire anche al di fuori di un contesto di famiglia fondata sul matrimonio. Non è neanche violenza domestica solo nell'ambito della coppia convivente, ma si dice espressamente che il concetto di violenza domestica è per la violenza nell'ambito di una coppia che abbia una relazione affettiva anche non convivente. Quindi si va ad estendere, alla fine è vero che lo si estende sotto il profilo dell'approccio verso cosa è violenza domestica e cosa non lo è, però in realtà evidentemente noi correliamo il concetto di violenza domestica a un concetto di una relazione familiare, perché se non c'è relazione familiare è una violenza fra estranei, non è violenza domestica. Quindi è interessante come l'Unione Europea, nell'approcciarsi al problema violenza domestica, dia una nozione di famiglia paradossalmente più estesa di quella che noi abbiamo in altri strumenti, come quelli sulla libera circolazione, come quelli di diritto internazionale privato. E qui con questo spunto di riflessione io chiuderei i lavori, se le organizzatrici non hanno altre considerazioni da fare. So che se non ci sono domande del pubblico, le cose da dire sarebbero state tante, ma
penso che ne avrete da discutere, da riflettere prossimamente. Grazie a tutti.